Buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio l'assessore alle politiche del territorio del Comune di Trieste, Michele Babuder, e il capogruppo del Partito Democratico in quarta circoscrizione, Luca Bressan. Quindi se vorrete dialogare con i nostri ospiti e fare le vostre consuete segnalazioni potrete farlo chiamandoci qui alla trasmissione in diretta e poi anche scrivendoci una mail. Avremo anche i nostri collegamenti esterni, seguiremo anche la viabilità naturalmente collegandoci con la polizia locale. Vedremo che oggi dovrebbe essere la giornata in cui riaprirà la galleria Sandrinelli per quanto riguarda proprio la città di Trieste, ma andiamo subito a cominciare prima della rassegna stampa con le previsioni del tempo. Allora vediamo il sito dell'Osmer ARPA regionale, la situazione generale. Un robusto anticiclone sull'Europa occidentale determina l'afflusso verso la nostra regione di correnti fredde e secche da nord-est. Da giovedì il cuore dell'anticiclone si sposterà poi verso l'Europa centro-orientale, favorendo tempo ancora stabile ma con aria più mite in quota. Quindi per oggi martedì 14 gennaio cielo in genere sereno o al più poco nuvoloso sulla fascia orientale. Fino al primo pomeriggio soffierà bora forte sul Carso e a Trieste con raffiche massime intorno a 110 km/h, sostenuta sulla costa occidentale, moderata sull'Isontino. Nel corso del pomeriggio la bora andrà gradualmente attenuandosi, in quota soffierà vento moderato da nord-est e stese gelate notturne sulla pianura e nei fondivalle. Per domani, mercoledì 15 gennaio, cielo in genere poco nuvoloso, di notte al mattino a Borino sul Carso e a Trieste. Dal pomeriggio il vento si intensificherà nuovamente con bora moderata sulla costa e qualche raffica sostenuta in serata a Trieste. In quota soffierà vento sostenuto da nord-est e stese gelate notturne anche domani. E infine giovedì 16 gennaio, cielo sereno a ovest, poco nuvoloso verso est con maggiore nuvolosità nel Tarvisiano. Sulla costa soffierà bora moderata, mentre in quota su Alpi e Prealpi sarà presente vento moderato da nord-est, gelate notturne in pianura. Allora questa è la situazione del meteo per quanto riguarda l'Osmer regionale. Andiamo a vedere i quotidiani che sono in edicola quest'oggi. Andiamo al Piccolo di Trieste e vediamo che oggi, per quanto riguarda l'edizione di martedì 14 gennaio, c'è il titolo principale che riguarda la situazione della megarissa in barriera di domenica. Vigilantes in barriera, l'idea al vaglio di negozianti ed esercenti della zona dopo la maxi rissa, serve un presidio. Gli operatori stanno anche preparando una lettera da inviare alle istituzioni, quest'area deve rimanere sicura. Questa è la notizia. E poi le indagini, 7 denunciati e 5 feriti. Le piste aperte, andremo a vedere nelle pagine interne della cronaca. Vediamo naturalmente anche la foto della morte di Oliviero Toscani, qui lo vediamo a Trieste nel 2020, maestro di provocazioni, questo è il titolo. Naturalmente questa foto come altri suoi ritratti campeggiano su tutte le prime pagine oggi sui giornali. Morto a 82 anni Oliviero Toscani, famoso per le campagne Benetton. Coro con esterni al Verdi, Fials, stato d'agitazione, servono assunzioni a termine. Polo, nessuna violazione legale. Al Teatro Lirico Giuseppe Verdi la decisione del sovrintendente Giuliano Polo di affiancare al coro del Lirico il coro del Friuli Venezia Giulia per la messa in scena dell'ultima opera appunto del Fliegende Holland, dell'olandese volante di Wagner, ha spinto la Fials Cisal a proclamare lo stato d'agitazione degli artisti. Il caso sta assumendo una dimensione nazionale. Oggi ci sarà un incontro. Vediamo anche dall'altro lato, sempre per quanto riguarda i sindacati, denunciano CGIL e CISL e anche la UIL lanciano l'allarme sul precariato nella scuola. La UIL lancia l'allarme, precari saliti del 50%, CGIL e CISL ripensare il sistema. Vediamo i nodi della politica, carriere separate fra magistrati, ANM, strappo alla Costituzione. Tornando a Trieste, il
centralino radiotaxi si affida a professionisti, un salto di qualità. Il progetto: c'è il decreto per la cabinovia, Salvini firma l'ok ai fondi. Questa è la notizia con cui abbiamo aperto il nostro telegiornale di ieri. Andiamo a vedere ancora Medio Oriente, Biden, l'accordo è vicino, Antonione dall'Ince, spinta all'integrazione, Lilli per quanto riguarda Siot, Praga affrancata dal petrolio russo. Andiamo a vedere l'edizione di Gorizia Monfalcone, si vede in prima pagina che per Go 2025 c'è un boom di affitti brevi a Gorizia, la capitale europea della cultura e la sfida dell'ospitalità, crescita esponenziale di case vacanza, centinaia di annunci in rete, nascono nuove agenzie ad hoc e il commercio attende la svolta negli affari. Ancora il Consiglio Comunale di Gorizia si mobilita in difesa di cardiologia, il futuro della sanità di Gorizia. Sicurezza Monfalcone, scattano nuovi controlli da parte delle forze dell'ordine e poi 1 milione di visitatori per il presepe in Vaticano, iniziato lo smontaggio. Sappiamo che il presepe è stato donato da Grado. Allora andiamo a vedere altri quotidiani che sono in edicola quest'oggi. Vediamo il Sole 24 Ore, il superdollaro vola ai massimi dal 22, le borse cancellano il rally di Trump. Questo è il titolo principale del quotidiano economico che ci fa sapere che è al via il più grande giubileo induista di tutti i tempi, attesi 400 milioni di persone. BTP 10,4 miliardi di risparmi sugli interessi in 2 anni. Andiamo sul Corriere della Sera. Tregua a Gaza, è un po' il titolo che c'è su tutti i giornali. Piano USA-Qatar, l'ora dell'accordo. La spinta di Biden, attesa la risposta di Hamas. Oggi Israele vota la bozza sul cessate il fuoco e ostaggi. Sempre più vicina la tregua per Gaza. Stati Uniti e Qatar spingono per l'intesa. Anche qui l'addio a Oliviero Toscani ha scosso un paese. Questo è il titolo del Corriere della Sera, foto e battaglie di un genio. Ancora vediamo scudo penale per gli agenti in servizio allo studio del governo, se ne parla molto in questo periodo. Poi ancora uccise moglie e figliastra, la sentenza shock va capito, no all'ergastolo, succede a Modena, le motivazioni un caso politico. Il caso Report, l'ira di Marina Berlusconi, su Berlusconi e Dell'Utri solo pattume, dice la figlia dell'ex premier. Il data room di Milena Gabanelli si occupa oggi dei conti all'Italia dal 2000 e quei 25 miliardi bruciati. La Repubblica, Gaza verso la tregua, si sblocca la trattativa per il rilascio degli ostaggi israeliani e il cessate il fuoco della striscia. I colloqui decisivi tra l'inviato di Trump, il Mossad e il primo ministro del Qatar al-Thani. Biden, intesa vicina, attesa per Hamas, decide il fratello di Sinwar. L'Inps e le pensioni integrative, salto nel buio, questo è l'articolo di Tito Boeri e Mario Padula. Poi l'addio Oliviero Toscani, la rivoluzione dello sguardo. Qui c'è una foto con una pose, diciamo così, irriverente. Quel bambino con la laica di papà fedele, Luciano Benetton, senza di lui non mi diverto. Il piano del governo, uno scudo giudiziario per le forze di polizia. E poi il caso: che disastro, Agrigento, capitale della cultura. Andiamo a vedere la Stampa, guerra a Gaza, l'ora della tregua, ritiro dalla striscia e scambio tra prigionieri e ostaggi in 3 fasi. Biden, abbiamo informato Trump. Sul cessate il fuoco, atteso il via libera definitivo di Hamas, che deve ancora fornire la lista dei rapiti. Vediamo ancora Paradisi Toscani, questo è il titolo per ricordare appunto Oliviero Toscani, il grande fotografo morto a 82 anni, le campagne provocatorie, la politica, una vita al massimo. Chiamatemi paradosso, ha preso a calci gli spot. La soluzione di Alex, mi rifaccio una vita, accoltellò il padre per la cronaca. E poi la sentenza di Modena, anche qui uccidere la moglie non è mai umano, il commento di Viola Ardone. Il Fatto Quotidiano, Kiev attacca l'ultimo gasdotto e l'Unione Europea le regala altri 148 milioni, la Commissione annuncia aiuti per cibo e sanità. Sì, da Biden e Trump, Gaza si riparla di tregua, intesa Israele-Hamas.
E qui vediamo il DL Sicurezza, uno scudo agli agenti anche per gli omicidi. Il governo non siano più indagati per atto dovuto. Procure aggirate, Mantovano prepara una norma che leva le indagini ai PM per darle ai PG e non far iscrivere nel registro degli indagati appunto le forze dell'ordine. Il Giornale, Gaza, miracolo Trump, cessate il fuoco a un passo. Questa è la lettura, atteso il via libera palestinese, decisivo il pressing USA, Biden, accordo quasi fatto, Hamas chiede il corpo di Sinwar. Cacciai papà dal Front National, me ne pentirò sempre, Marine Le Pen e il padre, c'è un'intervista oggi sul Giornale. In zona San Siro a Milano spunta l'ennesima moschea. Marina sfida Report nel nome del padre, ancora fango su Berlusconi, la figlia del Cavaliere contro il pattume mediatico giudiziario del programma RAI. Ancora vediamo, scomparso a 82 anni, Toscani, il conformista dell'anticonformismo, così viene definito il fotografo. Nodo sicurezza, il governo pensa a uno scudo per gli agenti. Vediamo Libero, la rabbia dei poliziotti, vogliono ammazzarci, un agente coinvolto negli scontri dei cortei pro Rami racconta: è una guerra, ho visto la morte in faccia, mai avuto tanta paura. Torino, Roma, Genova, Trento, la mappa dell'eversione rossa. Appello del sindaco Lepore ai manifestanti violenti, sfasciano Bologna e lui li invita in comune. Boom di consensi per il governo, effetto Cecilia Sale, sondaggi premiano il centrodestra, secondo i dati U-Trend. Domani indagati eccellenti e audio segreti, l'inchiesta dei PM che agita Urso. Meloni lascia i conservatori europei e accelera sulla giustizia, ecco il patto sulla consulta. La procura di Roma indaga dopo la denuncia del commissario straordinario di condotte silurato dal ministro. Ci sono già degli indagati, nelle registrazioni l'ipotesi di pressioni per far dimettere la terna di professionisti. Tregua a Gaza, patto tra Israele e Hamas, accordo su ostaggi e prigionieri, Stati Uniti garanti, Trump e scontro nelle tribù del MAGA, del Make America Great Again. Poi ancora torniamo al piccolo di Trieste, abbiamo visto appunto questa notizia dell'annuncio, insomma si sta pensando a portare dei vigilantes in largo barriera in quella zona, spesso teatro di disordini e di risse, l'ultima domenica sera. Allora andiamo a vedere rapidamente le pagine della cronaca triestina. Eccole qui, cronaca che in realtà apre con la questione che sta assumendo, leggevamo prima in prima pagina, carattere nazionale, del coro del Verdi, coro con esterni al Teatro Verdi, polemiche, stato d'agitazione, la FIALS Cisal, il sindacato dice si arruolino professionisti, non figure amatoriali, Polo, nessuna violazione legale, quindi in vista della messa in scena dell'olandese volante di Wagner. Sopra qui vediamo appunto il Teatro Verdi, il coro del Friuli Venezia Giulia insieme a Muti e il sovrintendente Giuliano Polo. Un complesso di voci diretto anche da Muti, 400 i concerti. Nel 2011 ha accolto Papa Benedetto XVI ad Aquileia, il coro del Friuli Venezia Giulia, diretto da Cristiano Dell'Oste. C'è il decreto per la cabinovia, Salvini firma l'ok ai fondi, il discusso progetto, il ministro delle infrastrutture destina 48,8 milioni all'opera in sostituzione al PNRR, risorse sbloccate da una riprogrammazione di altri interventi a Padova e Milano. Quindi questa è la notizia della giornata di ieri e noi ci abbiamo aperto il telegiornale con un servizio proprio dedicato anche al commento dell'assessore Everest Bertoli, che appunto si è detto soddisfatto e non ha mancato di così punzecchiare l'ex ministro e senatore Stefano Patuanelli, che invece aveva annunciato che i fondi per la cabinovia non erano stati messi a bilancio dal governo. Allora rivediamo il nostro servizio. È arrivata la notizia che il ministro Salvini, e lo dico con grande piacere anche del segretario della Lega, ha mantenuto la parola e l'impegno che aveva preso.
Tutta la soddisfazione dell'assessore al bilancio del Comune di Trieste, Everest Bertoli. Le coperture per il finanziamento della cabinovia ci sono. Pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che assegna al Comune di Trieste gli oltre 48 milioni di euro per la realizzazione dell'intervento cabinovia metropolitana Trieste-Portovecchio-Carso. È un punto molto importante e come avevamo da tempo detto, insomma, la cabinovia è sempre stata finanziata. Attendiamo gli ultimi passaggi formali e burocratici, insomma, da parte di altre amministrazioni per avviare un'opera che diventerà un simbolo e rappresenterà qualcosa di unico, univoco per Trieste nel panorama nazionale ed europeo. Era stato lo stesso ministro Matteo Salvini ad assicurare l'esistenza delle coperture finanziarie per la realizzazione dell'opera durante la visita a Trieste lo scorso 4 dicembre. Esattamente un mese dopo, il 4 gennaio, il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli, aveva dichiarato che invece tale finanziamento non era mai stato previsto e che non ci fosse alcuna certezza sui fondi. Dopo la notizia di oggi, l'assessore Bertoli si concede una stoccata all'ex ministro pentastellato. Ahimè, troppi politici del centro-sinistra in questa città giocano allo sfascio e al mancato realizzazione delle opere che sono e rappresentano il futuro della città. E mi dispiace, per l'ennesima volta vengono smentiti, evidentemente, e lo dico con grande affetto per il mio caro amico Patuanelli, l'ex ministro non sapeva leggere il bilancio dello Stato. Queste le parole appunto dell'assessore al bilancio del Comune di Trieste sulla cabinovia. Insomma, c'è il decreto e il ministro Salvini, così come aveva annunciato qui a Trieste, ha firmato questo decreto. Quindi c'è anche un commento del comitato che si oppone invece alla cabinovia. Possiamo vederlo sul giornale, sempre nelle pagine di Trieste del Piccolo. Il comitato risponde alle parole di Leitner: opera inutile, i numeri non la giustificano, qui non è Berlino, la funivia sorvolerà boschi e cantieri. Trieste non può essere paragonata né a Berlino né a Medellin e la cabinovia non può essere definita la prima vera cabinovia metropolitana d'Italia, come invece annunciato da Leitner. Il tratto di risalita sorvolerà un bosco protetto, quello a mare, un'area che per i prossimi 9 anni almeno sarà cantiere a cielo aperto. Il comitato No Ovovia replica punto per punto alle parole recentemente rilasciate proprio al Piccolo da Leitner, che è l'azienda altoatesina aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione della cabinovia. Le stime del Comune sui futuri passeggeri sono 17 volte maggiori che nelle grandi città, dice ancora il comitato No Ovovia. Dopo le sentenze del TAR, nuovo vertice per l'Ovovia, domani l'incontro tra i legali. La riunione dura in tutto un'ora e si svolge a porte chiuse. Nelle sale di Piazza Unità si esaminano i progetti aperti in un ambito ambientale, si fa il punto sul dossier cabinovia. Il piano d'attacco è il seguente: domani le avvocature di Regione e Comune si riuniranno in modalità telematica per valutare i prossimi passi dopo le 2 sentenze del TAR. Entro febbraio si procederà dunque al voto della variante urbanistica, quindi la Regione rilascerà le ultime autorizzazioni. Questo è l'iter per quanto riguarda la realizzazione della cabinovia. Vediamo ancora le notizie di cronaca. L'ex mister torna a processo per violenza sessuale su minori. Dopo l'annullamento del verdetto del Tribunale da parte della Corte d'Appello, l'ex allenatore del San Luigi in aula il 24 gennaio, prima udienza davanti al GUP. In primo grado era stato condannato a 10 anni al risarcimento delle parti civili. Vediamo la situazione meteo, poi ci collegheremo anche con la sala operativa della polizia locale. Raffica a 96 km/h, giù rami, intonaci e vola uno stendino. Questi i danni della Bora. Oggi riapre la Galleria Sandrinelli. Entro la mezzanotte di oggi è prevista la riapertura proprio della Galleria Sandrinelli, che collega Piazza Goldoni a Piazza Sansovino. Noi ieri abbiamo realizzato un servizio su questa prevista riapertura, facendo anche il focus sui troppi furbetti che passano comunque all'interno del tunnel. Vediamo.
La galleria Sandrinelli riaprirà entro la giornata di domani, come conferma Cegas. I 2 giorni di proroga della chiusura al traffico sono serviti a riparare la condotta fognaria e domani sarà completato il ripristino con l'asfaltatura della carreggiata. Stanno per finire dunque i disagi alla circolazione, così come le infrazioni che in questi giorni di chiusura, conferma il comandante della polizia locale Milocchi, non sono mancate. 3 le pattuglie fisse a presidiare gli ingressi alla galleria, interdetta al traffico con le uniche eccezioni per autobus e mezzi di soccorso, ma sono state numerose le auto come pure le moto, gli scooter ad accodarsi ai bus per passare attraverso il tunnel, anche perché in qualche occasione gli agenti hanno dovuto rispondere a chiamate d'emergenza come in occasione della maxi rissa della vicina via Carducci di ieri pomeriggio, lasciando così scoperta la postazione di controllo. Alcuni furbetti sono stati comunque colti in flagrante e multati. Per loro la sanzione è stata di 87 euro. Sia dal comandante Milocchi che dall'assessore De Gavardo è arrivato l'appello a fare attenzione e ad evitare comportamenti scorretti. Il rischio è infatti quello di uno scontro frontale nel tratto della galleria aperta a senso unico alternato. Dopo la riapertura prevista domani, il cantiere a Cegas in galleria riprenderà a febbraio per una durata variabile fra le 2 e le 3 settimane, con un'altra chiusura al traffico e le connesse ripercussioni sulla viabilità. Ci colleghiamo con la polizia locale, con la sala operativa di Viale Voltella. Allora abbiamo al telefono l'ispettore capo Lionello Schillani. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, dottoressa Bucarelli, e a tutti i telespettatori. Allora, buongiorno a lei e naturalmente oggi è la giornata in cui è annunciata la riapertura, però non sappiamo ancora l'orario, no, della riapertura. Si diceva in mattinata, però insomma entro la mezzanotte di oggi riapre la galleria e poi le chiedo se ci sono altre segnalazioni. Ma innanzitutto non abbiamo ancora conferma di ciò, vista l'ora naturalmente gli uffici non sono ancora aperti, quindi non abbiamo avuto notizie ufficiali da parte del Comune. Per ordinanza di proroga entro la giornata odierna dovrebbe essere riaperta, quindi domani transito regolare. Vedremo se potremo dare questa conferma nel collegamento alle ore di pranzo. Ripeto, al momento, secondo il cronoprogramma, la riapertura dovrebbe venire in giornata, però non abbiamo ancora contezza di ciò. Gli operai non sono ancora giunti in cantiere, quindi eventualmente vedremo col geometra più tardi. Questo per quanto riguarda la galleria, quindi ribadisco tutte le deviazioni ormai già conosciute da parte degli automobilisti. La notte è trascorsa con interventi di routine, non ho nulla da segnalare, attualmente traffico scarso, andrà via aumentando, ma non prevediamo, è un periodo di solito in gennaio in cui il traffico non è molto intenso, è un periodo calmo da questo punto di vista. Per quanto riguarda le varie note che ho, ricordo che questa mattina siamo in via Marchesetti, altezza Civico 12, ci sono lavori di potatura, tempo permettendo, il vento insomma è impetuoso, ma non ho notizie che sono stati sospesi questi lavori, quindi dovrebbe esserci questo senso unico alternato all'altezza di via Marchesetti 12, siamo a fare la via Battigelli e la via Pasteur, quindi all'altezza del quadrilatero. Dalle 8:30 per tutta la mattinata dovrebbe esserci questi lavori con questo senso unico alternato. Dopo una nota che dovrebbe essere un ampliamento del cantiere, anche questo è già noto, siamo via Miramari, via Giacinti, Tor San Piero, o nuove ordinanze, quindi un ampliamento del cantiere, a fare attenzione ai divieti temporanei che sono stati posti. Rimane ancora chiusa la Tor San Piero e restringimento via Miramare con inversione senso di marcia sulle ginestre all'intersezione tra Giacinti e largo Pettazzi. Questo rimane ancora in essere per questo cantiere. Per i giardini non ho notizie di riapertura, quindi per me sono ancora chiusi. Per quanto riguarda altre ordinanze di lavori, fare attenzione, o in piazza Volontari Giuliani, zona San Giusto, via delle Cattedrali, via Pisoni, via Alberti, anche qui ordinanze temporanee con divieti, fare attenzione naturalmente ai cartelli mobili. Benissimo. Altre cose, se ci sono domande, restituirei la linea. Grazie, buona giornata e buon lavoro a lei e ai suoi colleghi. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori. Grazie, noi andiamo avanti e leggiamo ancora il giornale, restiamo sulle pagine del Piccolo di Trieste con la cronaca. Cade in moto, 16enne ferito, è successo ieri dopo le 17, percorreva via Punta del Forno
tra Cavana e Piazza Unità. Il giovane ha perso il controllo del mezzo. Alcol e droga alla guida, 3 conducenti stangati, controlli dei carabinieri. Poi Fratelli d'Italia e Ater a fianco dell'Arma, una delegazione, abbiamo visto qui di Fratelli d'Italia, guidata dalla deputata Nicole Matteoni, che si è recata col presidente dell'Ater Daniele Mosetti al comando provinciale dei Carabinieri per ribadire vicinanza e gratitudine. 7 denunciati per la maxi rissa, ora nei locali le guardie giurate, sono afghani e pakistani irregolari e con precedenti, non è stata trovata la droga, i bar pensano a difendersi. 7 stranieri denunciati a piede libero e 5 feriti, il bilancio della violenta rissa a colpi di bastone e catene scoppiata domenica sera in largo Barriera Vecchia in mezzo ai passanti terrorizzati, tanto che meno di 24 ore dopo baristi e negozianti stanno considerando di ingaggiare le guardie giurate fuori dai locali per scongiurare altri exploit. Anche noi ieri ci siamo occupati di questa maxi rissa in largo Barriera e possiamo rivedere insieme il nostro servizio. Ormai tutta la zona è diventata pericolosa. La sicurezza a Trieste sta scendendo per i cittadini. Bisognerebbe fare qualcosa anche per la sicurezza di chi abita e chi lavora in questa zona. No comment. Cresce la paura dopo l'ennesimo episodio violento fra stranieri, da Udine a Trieste per spacciare droga, poi la discussione finita male, sfociata in una violenta rissa a colpi di mattarelli. Non solo affari di droga, anche un regolamento di conti per offese pregresse. Ecco cosa ci sarebbe alla base degli scontri fra afghani e pakistani ieri sera in largo Barriera. Erano le 18:30 quando è scoppiato il Far West sull'isola pedonale fra Corso Saba e via Carducci di fronte all'Urban Café. Secondo quanto appreso, un gruppo di pakistani, 5 persone, sarebbe arrivato da Udine in macchina per vendere dell'hashish all'altro gruppo di stranieri. La violenza sarebbe partita a seguito di una trattativa finita male, ma sembra chiaro che alla base ci fossero già intenti violenti. Alcuni pakistani brandivano mattarelli da cucina e in un attimo è scoppiato il parapiglia. Chi è stato colpito alla testa, chi alla schiena. I feriti, almeno 3 persone, sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118 arrivati in ambulanza. A sedare la rissa i carabinieri intervenuti in assetto antisommossa con caschi, scudi e manganelli. I protagonisti della rissa sono stati bloccati e i mattarelli sequestrati. Trovata anche della droga all'interno dell'auto con la quale il gruppo di pakistani era arrivato a Trieste. Alla fine il bilancio è di 7 cittadini stranieri denunciati, 2 afghani e 5 pakistani, ma sembra che i coinvolti nella violenza fossero di più. Alcune persone sono riuscite a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Quello di largo Barriera però non è l'unico episodio violento avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Quasi in contemporanea un'altra rissa fra gruppi di giovani sia italiani che stranieri è scoppiata in piazza Oberdan. È successo alla fermata del bus dove fa capolinea la linea 38. A innescare l'episodio pare sia stato un commento all'indirizzo di una ragazza. Sul posto le volanti della polizia, ma i giovani al suono delle sirene si erano già sparpagliati altrove. Allora, restiamo sempre sulla pagina di Trieste. Freddo al Dante Carducci, scatta e poi rientra la protesta. La succursale di via Corsi. Una parte degli studenti durante l'intervallo lamenta temperature troppo basse. La preside Testa dice problemi nella prima ora a causa sopralluoghi e finestre aperte. Allarme rientrato dopo una mattinata turbolenta. Gli studenti del liceo Dante Carducci hanno protestato per le aule troppo fredde e sono usciti dalle classi della succursale di via Corsi. Qui la vediamo fotografata. Dopo il soffitto crollato al Petrarca continuano le verifiche dell'EDR negli istituti cittadini. Vediamo ancora cassa mancata per i lavoratori. Will incontra INPS, ritardi di Tirso. La Will del Friuli Venezia Giulia e la Wiltec Friuli Venezia Giulia hanno incontrato la direttrice provinciale dell'INPS di Trieste, Maria Rita Lemme. La riunione è stata convocata per chiarire la situazione relativa ai 119 lavoratori della Tirso che non avevano ancora ricevuto dall'INPS l'importo spettante della cassa integrazione straordinaria di novembre. La direttrice ha spiegato che il ritardo nei pagamenti è stato causato dall'invio tardivo dei dati corretti da parte dell'azienda Tirso, dei flussi informativi relativi ai lavoratori interessati che sono arrivati successivamente alla chiusura della rendicontazione annuale dell'istituto. Tuttavia ha assicurato che i lavoratori stanno ricevendo i messaggi di pagamento in riferimento all'ammortizzatore sociale
sociale di novembre. Ce ne siamo occupati anche noi ieri, c'è anche l'intervento del PD di Trieste, di Muggia, solidare con i dipendenti, siamo vicini, li si rispetti. Allora c'erano anche i sindacati ieri in piazza davanti alla prefettura, allora rivediamo insieme il servizio di Umberto Bosazzi. La comunicazione del prefetto arriva tramite il segretario provinciale della CGIL Massimo Marega. Gli operai, nella maggior parte donne della Tirso, la cassa integrazione di novembre sarà versata entro il 21 gennaio, quella di dicembre entro il 24 gennaio. La notizia però poco ha scosso gli animi delle persone presenti stamani in Piazza Unità. Il presidio era stato indetto proprio per sottoporre al prefetto la situazione dell'azienda e di chi vi lavora. Io personalmente ho ricevuto l'ultimo stipendio, che sarebbe la paga di ottobre, il 3 di dicembre, alcuni addirittura un paio di giorni prima di noi. Io l'ultimo versamento, come la maggior parte dei miei colleghi, l'abbiamo avuto il 28 di novembre da parte dell'INPS. Non puoi muoverti, non puoi comprarti da mangiare, se non hai qualcuno che ti aiuta non puoi fare niente, non ti metti neanche in macchina, non so, per andare a farti un giro, perché non puoi, perché non hai soldi, perché la macchina consuma benzina e non puoi metterti la benzina perché non hai soldi, non puoi dare da mangiare ai fioi, non puoi comprarli un giubbotto, non puoi fare niente se non hai qualcuno che ti aiuta. Chiami l'INPS qui di Trieste, non sanno niente, dicono che è tutta colpa di Roma, qua è tutto un scaricabarilli, però la gente è 2 mesi e mezzo che attende lo stipendio. Fra l'altro, in questi giorni si è fatta sempre più insistente la possibilità che la questione si vada a risolvere con l'ingresso di un imprenditore veneto, eventualità data al 99% dal presidente regionale di Confindustria e che tuttavia viene accolta non senza una certa freddezza. E speriamo che qualcuno ci aiuti e che ci dia delle risposte concrete, perché alla fin fine sono solo chiacchiere e di chiacchiere qui non si mangia alla fin fine. Abbiamo visto la dichiarazione rilasciata dal presidente di Confindustria del Friuli Venezia Giulia, sembra che a suo dire al 99% ci sia una risoluzione, attendiamo naturalmente di essere chiamati al tavolo, perché poi se auspicabilmente ci sarà una risoluzione vogliamo capire anche i contenuti di quella risoluzione. Ora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Rieccoci in diretta ancora con la nostra rassegna stampa del mattino. Prima vi ricordo che oggi avremo ospiti in studio l'assessore comunale alle politiche del territorio Michele Babuder e Luca Bressan, capogruppo del Partito Democratico in quarta circoscrizione. Allora, torniamo al tema della scuola che abbiamo già visto in prima pagina sul Piccolo, sia dell'edizione di Trieste che di quella di Gorizia Monfalcone, un'analisi sul precariato. Scuola in regione, troppi precari, l'allarme della UIL, più 50% in 10 anni. CGIL e CISL, va ripensato il sistema. Questa è l'analisi che viene fatta oggi sul giornale. L'appello dei giovani Dem Friuli Venezia Giulia, serve l'educazione sessuale dopo il dirottamento di fondi sulla fertilità da parte del governo. Elementari e medie cambiano i voti e con il 5 in condotta bocciatura automatica. Alle primarie si ritorna ai giudizi da ottimo a non sufficiente, critici sindacati, riforma dettata da intenti sanzionatori e punitivi. Il ministro Valditara, la valutazione sul comportamento mira a rafforzare il rispetto delle regole e responsabilità. Il preside Gervasutti, quarto intervento dal 2008, necessario ponderare l'efficacia su tempi più lunghi, dice. Svolte ostaggi, invece siamo alle crisi internazionali, Biden vicini all'accordo Medio Oriente, tregua a portata di mano, la risposta a Sinwar, gli Stati Uniti intesa sul punto di essere chiusa. Queste sono le notizie che troviamo su tutti i giornali. Compilate le liste umanitarie ma non c'è traccia dei fratellini, il dramma dei Bibas, qui vediamo le foto dei fratellini, bambini tenuti in ostaggio da Hamas.
Putin denuncia raid sul gasdotto e terrorismo energetico di Kiev. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso venerdì in Russia, partenariato strategico globale. Mosca ordina ai fanti di Kim: non fatevi fermare vivi. Ancora andiamo sempre avanti nelle notizie di attualità. L'ANM contro la separazione delle carriere, si parla della magistratura. Questo è uno strappo alla Costituzione. I magistrati pronti alla mobilitazione per fermare la riforma della giustizia, l'annuncio all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Serve un'intesa politica sulla Corte Costituzionale, 4 giudici vacanti, il voto del Parlamento e poi ancora studenti in piazza il 17, attaccata l'autonomia delle nostre università, la manifestazione contro il DDL sicurezza. Federica Salvini, sintonia sul sì al terzo mandato. Il vice premier e il leader della Lega è rimasto in silenzio sul tema nei giorni scorsi, ma a Palazzo in Friuli Venezia Giulia ha ribadito la condivisione della linea. Lo ricordiamo proprio in occasione anche della sua visita qui a Trieste e dell'annuncio dei fondi proprio per la cabinovia. Senza forzature, la proposta di riforma elettorale sarà riportata sul tavolo del centrodestra dal Carroccio. Il piano per la corsa in Veneto da soli con 7 liste a sostegno, le strategie leghiste in vista del tavolo chiave dalla premier Meloni, dalla civica con il nome di Zaia alla batteria di amministratori locali. Dall'Ince la spinta per l'integrazione, ma il passo decisivo va fatto a Bruxelles per quanto riguarda la cooperazione internazionale. A parlare è Antonione, che traccia il bilancio dei suoi 6 anni da segretario generale dell'Ince e guarda al futuro. Per l'allargamento i paesi dell'Unione Europea facciano quadrato, dice. L'ingerenza russa: non vedo ancora una forte unità politica a livello comunitario in grado di contrapporsi. Ancora andiamo invece alle elezioni in Croazia. I socialdemocratici puntano sull'effetto Milanovic, opposizione galvanizzata dopo la vittoria schiacciante del presidente uscente sul candidato del partito del premier, l'ex ministro Ostojic. Ora le elezioni anticipate. Vediamo ancora sempre sul piccolo Galeb, la nave di Tito destinata al museo fa rotta verso Fiume. La lunga vicenda da ormai 5 anni è a Portoré in restauro. Tra 20 giorni il traino poi via i lavori d'allestimento, obiettivo apertura in aprile. Andiamo alle pagine, ecco, vediamo dell'attualità. C'è la scomparsa del grande fotografo, l'addio a Oliviero Toscani, maestro della fotografia, artista della provocazione. È morto all'età di 82 anni per l'aggravarsi dell'amiloidosi di cui soffriva da tempo. Il cordoglio del gruppo Benetton, le parole non bastano, continua a sognare. Ogni sua foto era un pugno alle coscienze, così il commento appunto sul piccolo, il genio che fece di Benetton uno dei top brand nel mondo, il personaggio dall'incontro con Don Milani al Jeans Jesus alla globalizzazione del marchio dei maglioni. Qui vediamo alcune sue campagne provocatorie, sue campagne pubblicitarie particolarmente scioccanti. Andiamo alla pagina, dicevo, di Gorizia del piccolo, ecco qui, boom di case vacanza, l'effetto Go 2025 traina gli affitti brevi, crescita esponenziale in pochi mesi su Airbnb, Trivago e Booking.com, pubblicati centinaia di annunci e per trovare posto bisogna giocare d'anticipo, un po' come dappertutto. Pronta già a inizio febbraio l'area camper in via Oriani, il comune rivede la tabella di marcia del parcheggio per i caravan, i lavori in corso potrebbero concludersi nel giro di un mese. E il commercio attende i benefici dell'evento. Pacoridge, riparliamone nel gennaio del 2026. La presidente di Federboda confida in ricadute positive nei prossimi mesi. Zotter, siamo in miglioramento dall'estate, c'è maggiore turismo. Insomma, già si sentono i primi segnali di un cambiamento a Gorizia. Il Consiglio Comunale si mobilita, giù le mani dalla cardiologia, siamo sempre a Gorizia, lo scontro sul futuro della sanità isontina.
Domani seduta straordinaria con al centro una mozione bipartisan. Romano, l'assessore alla salute appunto del comune di Gorizia, la città ha già dato e evidentemente ricorda il punto nascite e non solo. Andiamo a Monfalcone, il prefetto dispone più controlli dal centro fino a via Serenissima. L'esito del comitato per la sicurezza richiesto dal comune, maggiore vigilanza anche a Cormons, il tavolo a Gorizia sul caso Monfalcone. Ieri ci siamo occupati anche dei risultati delle forze dell'ordine proprio nel Monfalconese, della polizia in particolare, degli arresti. È stato arrestato in particolare il responsabile dell'aggressione a un infermiere all'ospedale San Polo di Monfalcone e ci sono stati anche altre denunce e altri arresti nel corso delle ultime 2 settimane. Allora rivediamo insieme il servizio. È stato arrestato dalla polizia l'uomo di origine marocchina che nella notte dell'Epifania ha aggredito un infermiere del pronto soccorso di Monfalcone brandendo un coltello. Il sanitario era riuscito a disarmarlo ma aveva riportato contusioni guaribili in 8 giorni. L'aggressore si era già reso responsabile di un altro episodio analogo nel dicembre scorso. Il suo arresto è solo uno dei risultati riportati dalla polizia di Gorizia nel mandamento monfalconese nelle ultime 2 settimane. Complessivamente il questore Luigi Di Ruscio ha emesso 7 misure cautelari e ha avviato 9 procedimenti per avvisi orali nei confronti di cittadini italiani e stranieri, di cui 5 minorenni, in considerazione di 3 episodi di violenza avvenuti negli scorsi giorni a Monfalcone. In particolare, oltre all'aggressione dell'infermiere al pronto soccorso del San Polo, anche l'aggressione subita da un cittadino italiano, avvenuta il 27 ottobre in via Sant'Ambrogio, per la quale 6 persone sono state indagate, e la rapina con accoltellamento ai danni di un 35enne marocchino avvenuta lo scorso 20 dicembre in via Romana, per la quale una persona è stata arrestata e un'altra è indagata in stato di libertà. In questi ultimi giorni, sempre a Monfalcone, è stata sospesa la licenza al gestore di un locale del centro per 7 giorni per aver violato per 2 volte l'ordinanza sindacale che impone la chiusura alle 20:30 a quelle attività che detengono alcolici. Lo stesso provvedimento sarà adottato nei confronti del gestore del bar nel quale una minorenne è stata colta da malore dopo aver bevuto alcolici. Su proposta dei carabinieri sono stati infine irrogati 7 fogli di via con divieto di ritorno nel comune per altrettanti cittadini romeni dediti a furti nella zona. Allora andiamo ancora sul giornale, sul piccolo sempre di Monfalcone. Allora vediamo, la Marvelous riprende il mare, l'ispettore grave a Padova, l'incidente di mercoledì scorso a Porto Rosega, fascicolo in procura, chiusi gli accertamenti della capitaneria, salpata la nave dove era esplosa una bombola d'ossigeno, il 66enne croato trasferito al centro Grandi Ustionati. Andiamo ora alla pagina di Trieste, torniamo alla pagina di Trieste, un accesso al credito nella sede di via San Francesco 4/1, le ACLI allargano lo sportello d'aiuto fino a 10.000 euro a chi è in difficoltà, creare una cooperazione tra diverse realtà del territorio regionale per affrontare la sempre più crescente vulnerabilità economica e sociale che riguardano le persone di tutti i ceti, e questo è l'obiettivo delle ACLI di Trieste, che ieri nella sede di via San Francesco ha presentato il progetto per Trieste e il Carso triestino più inclusivi, con il presidente Manuel Zeriul e la responsabile dell'accoglienza Ilaria Norma Ligas. Radio Taxi si affida a un centralino esterno, così miglioriamo il nostro servizio. Fino ad oggi erano gli stessi tassisti a rispondere a turno, ora si cambia. La Presidente Termini, città mutata, occorre un salto di qualità. Ancora vediamo altre notizie, sempre sull'edizione di Trieste. Edilizia e arte insegnate ai lavoratori di domani, i laboratori falegnameria e la stampante a muro nell'Open Day di Edilmaster. Ne abbiamo parlato anche noi spesso di questa scuola che forma i lavoratori futuri dell'edilizia e dell'arte. Vediamo qui alcune immagini dell'Open Day. Vesna, unica donna a tuffarsi per il rito dei serbo-ortodossi, nuoto ogni giorno. Questo è il personaggio, l'artista è mezzosoprano in mare a Barcola anche d'inverno. Sono cattolica, però canto nella chiesa di San Spiridione. Qui vediamo un'immagine di Vesna Topic che si prepara al rito religioso di domenica e in acqua con la neve. Domenica padre Radovic lancia la croce dalle rive. Domenica la comunità
comunità serbo-ortodossa celebrerà la teofania o apparizione del divino. Questa festa ricorda il battesimo di Gesù nel fiume Giordano ad opera di Giovanni Battista. Una analoga cerimonia c'era stata il giorno dell'Epifania ad opera invece dei greco-ortodossi. Da domani lo smontaggio di luci e alberi di Natale, resta la pista di ghiaccio, la rimozione delle installazioni delle festività. Qui vediamo una bella immagine degli alberi natalizi in Piazza Unità, quindi da domani inizia lo smantellamento degli addobbi, però rimane ancora per un po' la pista di ghiaccio. Vediamo, ci spostiamo nei paesi. A Bagnoli della Rosandra, consegnati alla maestra Tamara il rogo di Crogole. Ricorderete il drammatico incendio. Quella notte dormivo, siete i miei eroi, dice la maestra. Consegnati alla donna rimasta ustionata nella casa distrutta i fondi raccolti dalla comunità con varie iniziative. Ieri c'è stato l'incontro a Bagnoli della Rosandra con Tamara Alessio. Qui vediamo anche i volontari e il sindaco. Dal Sollevante al Caffè fino alla Rai, Muggia sceglie i temi del carnevale. Le compagnie preparano costumi e carri per la sfilata dell'edizione in programma dal 27 febbraio al 5 marzo. Quindi manca poco più di un mese e mezzo all'inizio della 71esima edizione del carnevale muggesano, ma è già in fase avanzata la pubblicazione del libretto dell'evento. Un'edizione che si terrà dalla fine di febbraio, esattamente dal 27 a mercoledì 5 marzo, col funerale del Re Carnevale a cura delle compagnie Ongia e Lampo e con la veglia funebre delle vedove inconsolabili a cura della compagnia Mandrioi. Qui vediamo un'immagine, un momento del Carnevale di Muggia dello scorso anno in Piazza Marconi. Il dopo Vascotto è già partita la campagna elettorale nella cittadina per sostituire appunto Mario Vascotto, storico re del Carnevale, personaggio insomma del Carnevale muggesano. Allora andiamo ancora avanti con i nostri servizi e restiamo nella cronaca, perché ieri ci siamo anche occupati delle operazioni non soltanto della polizia appunto a Monfalcone, ma anche dei carabinieri a Trieste, nel Triestino, a cura di Gianluca Paladino, un servizio in particolare sui ritiri di patenti per violazioni al codice della strada. Allora possiamo rivedere insieme il nostro servizio proprio dedicato a questo, al ritiro di alcune patenti da parte dei carabinieri. Non so se è già pronto appunto il servizio, se possiamo rivederlo insieme. Eccolo qui. 4 patenti ritirate e altrettanti denunciati a seguito dei controlli dei carabinieri di Trieste. È il bilancio degli ultimi giorni dell'attività dei militari dell'Arma fra il monitoraggio del raccordo autostradale del centro città. Nello specifico un romeno di 39 anni è stato denunciato perché sprovvisto di documento di riconoscimento e per la violazione del divieto di rientro in Italia emesso nel 2022 dal prefetto di Campobasso. L'uomo è stato intercettato dai carabinieri all'altezza della stazione di servizio di Duino in direzione Trieste. L'auto del romeno è stata sequestrata. Un 28enne invece è stato denunciato perché risultava positivo all'alcol test a seguito di un incidente senza feriti. Anche in questo caso patente ritirata e auto sequestrata. Stessa sorte per un giovane di 32 anni, sorpreso ubriaco alla guida. Infine una donna di 63 anni, durante il controllo dei militari dell'Arma, ha rifiutato di sottoporsi al test antidroga. Il successivo controllo del veicolo ha permesso il ritrovamento di alcuni grammi di marijuana. La droga e la macchina sono state sequestrate e la donna denunciata. Allora, queste le operazioni appunto per quanto riguarda i carabinieri, ma torniamo ora sul Corriere della Sera per vedere un po' le notizie internazionali. C'è questa prospettiva della tregua a Gaza, la svolta è vicina, accordo sul punto di essere chiuso. Biden ottimista, previsto oggi il voto del governo di Netanyahu, verrebbero liberati 33 ostaggi nelle mani di Hamas. C'è molta attesa per questo momento. Le due fasi del patto
patto e la sospensione, ma resta da definire il governo futuro. Il cessate il fuoco sarebbe intanto di 42 giorni. Sempre sul Corriere della Sera andiamo a vedere Biden rivendica alleanze e battaglie, lascia un'America più solida. Nel suo discorso il presidente dice Iran più debole e Assad caduto e Putin non ha raggiunto i suoi obiettivi. Questo è il suo bilancio. Dagli USA all'Arabia l'agenda di Meloni per posizionare l'Italia allo scenario di un invito da Trump prima di Starmer. Ancora sempre sul Corriere della Sera l'Iran e la partita per non perdere il suo ingegnere e la rete delle armi. Nelle carceri di Teheran ci sono altri ostaggi, questo è al centro dell'intrigo internazionale, così titola il Corriere. Cortei per Rami, invece siamo in Italia, identificati in 60, attaccata a caserma dei Carabinieri nel Mugello il nuovo episodio di violenza, Tajani e Salvini, attentato vile in un clima d'odio. Sicurezza, scudo per gli agenti in piazza, la nuova norma allo studio del governo, Romeo, subito sì al DDL, ma se si interviene allora regole più severe. Caso dell'Utri, bufera sul report, Marina Berlusconi, pattume, dice. Le reazioni alla puntata, ira del centrodestra, Renzi uno scempio, il conduttore noi rigorosi. Esplode fragoroso un nuovo caso attorno all'ultima puntata di Report, la trasmissione di Rai 3. Già al centro di fortissime polemiche, stavolta l'inchiesta è su Silvio Berlusconi, o ancora meglio sui suoi rapporti con Marcello Dell'Utri, sulla nascita del suo impero economico, sulle collusioni con la mafia per le quali il suo fedelissimo amico è stato condannato, ma Silvio Berlusconi sempre assolto. L'inchiesta è molto dura, lascia aperti interrogativi, ma scandalizza profondamente tutto il centrodestra. Chiaro che il partito dell'ex premier insorge in massa, ma lo fa per prima la figlia Marina. Quel servizio appartiene alla categoria del peggior pattume mediatico giudiziario, dice Marina Berlusconi. L'imbarazzo di Viale Mazzini, Ranucci, il destino legato agli ascolti, i vertici e la cautela sulle contromisure. Vediamo ancora, consulta, si torna a votare, la trattativa in extremis, l'incognita sul nome di Forza Italia, vertice Fiume tra gli alleati, oggi la seduta comune su 4 giudici mancanti. Andiamo ancora sempre sul Corriere della Sera, pompieri, tende volontari, siamo agli esteri, siamo in California. Los Angeles, nello stadio dei soccorsi dove l'Italia perse i mondiali. A Pasadena Jay Leno porta gli hamburger, aiuti anche per cani e gatti. Qui vediamo alcune immagini del drammatico incendio e dei soccorsi. I nostri angeli se ne sono andati. Amanda Gorman è una poetessa divenuta celebre per aver recitato una sua poesia alle cerimonie di insediamento di Biden, si è laureata a Harvard, vive a Los Angeles e qui ha scritto appunto questa poesia dedicata agli angeli che aiutano a spegnere l'incendio. Minacce, arresti ed espulsioni, Francia, Algeria, duello sui TikToker. Sui social, ammazzateli tutti, alta tensione tra Parigi e il governo del presidente Tebboune. Ancora andiamo avanti sempre sul Corriere della Sera, anche qui un ritratto, è il caso di dirlo, di Oliviero Toscani, fotografo, provocatore, artista, è morto a 82 anni ascoltando Dylan. Diagnosi fatta tardi ma era migliorato, dice il suo medico. E qui lo vediamo con Luciano Benetton, ironia e divertimento, ci faceva rischiare tanto ma ne valsa la pena. Luciano Benetton, abbiamo girato e raccontato il mondo assieme. Ancora, uccise la moglie e la figlia di lei. I giudici, va capito, niente ergastolo. A Modena la condanna è a 30 anni. Lo umiliavano, agì per motivi umanamente comprensibili, dice il giudice. Questa è una sentenza che fa sicuramente molto discutere. Indignazione bipartisan, dare la colpa alle vittime ci fa tornare al passato. La ministra Roccella, un danno alla lotta contro i femminicidi. Insomma, da più parti arrivano critiche a questa motivazione di sentenza, mentre un'altra sentenza, sempre nello stesso giorno, è stata salutata in modo diverso. Sicuramente accoltellò a morte il padre violento, Alex assolto nel nuovo appello. Torino, il delitto del 2020,
feriti mentre l'uomo aggrediva la madre. La corte legittima difesa. Qui vediamo la mamma e il fratello di Alex lo baciano dopo la sentenza. Sono stati anni difficili, ora posso pensare al futuro, vorrei tornare a studiare, dice il ragazzo. Ancora vediamo sempre sul Corriere della Sera, scavavo intanto piangevo, sotto la neve dopo la slavina c'erano i corpi dei miei amici. Questa è la soccorritrice Natalia Sibilia di 55 anni, è infermiera del 118 piemontese, istruttrice sanitaria del soccorso alpino. Ancora sempre nelle cronache, al circo mi presentava i clown, mi fece un disegno e poi disse tu resterai per sempre qui dentro, l'ultimo pranzo al Grand Hotel. Qui vediamo appunto l'intervista a Francesca Fabri Fellini, bambina in braccio allo zio Federico, il ritratto di lei a 6 anni che le fece lo stesso Fellini. Torniamo sul Piccolo ancora per altre notizie, però l'edizione di Gorizia Monfalcone, abbiamo visto appunto la vicenda della nave dove è esplosa la bombola, ma vediamo anche che sono in partenza gli ultimi 3 marittimi della portacontainer bloccata col record di carenze, il nuovo trasloco della Alfilc pagato dagli operatori. Siamo sempre nel porto di Monfalcone. Invece a Ronchi, polemica a Ronchi sul destino del polo logistico Develog, l'opposizione con Di Berti in pressing, chance di sviluppo per il mandamento, la replica del sindaco Benvenuto, proposta non conforme al piano regolatore. Torniamo invece, come vi dicevo, a Trieste per tornare sulla questione della cabinovia che abbiamo già trattato nella prima parte del nostro telegiornale e della nostra trasmissione. Vediamo che anche qui c'è naturalmente la conferma del finanziamento appunto per l'opera, per la cabinovia. Adesso eccola qui, c'è il decreto appunto per la cabinovia, Salvini firma l'ok ai fondi, lo vedevamo prima, il ministro quindi delle infrastrutture ha destinato 48,8 milioni all'opera in sostituzione al PNRR, quei fondi erano sfumati, quindi le risorse sono state sbloccate da una riprogrammazione di altri interventi a Padova e Milano. Allora, dopo il no dell'Unione Europea per l'impatto sul bosco, l'iter ora è svincolato dai paletti temporali. Allora la cabinovia verrà ufficialmente finanziata dal governo, il ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto che cancella l'opera dal piano di interventi del PNRR e contestualmente stanzia 48,8 milioni di euro da fondi ministeriali all'impianto di risalita tra Mare e Carso. Il documento appena pubblicato è stato firmato il 23 dicembre scorso. I fondi sostitutivi saranno reperiti da una riprogrammazione di risorse precedentemente stanziate per il nuovo tram SIR 2 di Padova, che potrà invece beneficiare dei fondi PNRR recuperati da una variazione del finanziamento per la metro tramvia 7 di Milano e appunto dalla cabinovia di Trieste. Quindi questo è il giro di conti appunto per poter finanziare l'opera. Allora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, allora diamo subito il buongiorno all'assessore comunale alle politiche del territorio Michele Babuder. Buongiorno gentilissima Laura, buongiorno a tutti i telespettatori a casa. Buongiorno, allora diamo subito una notizia, assessore. Fresca per lei, perché abbiamo dottoressa anche la Bucarella. Che ci ha gentilmente girato appunto l'assessore. Qui vediamo la fotografia proprio dell'interno della galleria Sandrinelli, di questo cantiere che è stato allestito all'interno proprio in una parte della carreggiata, in metà carreggiata in un senso di marcia, e la galleria riapre ufficialmente in questo tra la mattina e il pomeriggio. Oggi giusto? riaprirà ufficialmente, ho avuto la conferma proprio da Acegas APS Amga che sta svolgendo i lavori. E se mi è consentito vorrei anche spezzare una lancia a favore di questi lavori che io continuo a difendere, perché in questa settimana, per amor del cielo, posso capire che si sia creato qualche intasamento in qualche via laterale, ma ad onor del vero, anche grazie alla presenza della polizia locale in loco,
il flusso è stato piuttosto fluido in tutta la città. Credo che ci siano altre situazioni molto più contestabili tutto il giorno che ci fanno perdere, tutti i giorni che ci fanno perdere del tempo nella nostra viabilità e che rendono gli assi viari meno scorrevoli. Penso a via Giulia, penso a via Fabio Severo, a Coroneo, a via San Marco, a diverse zone in cui è molto difficile ormai procedere. E peraltro, lanciando un po' di allarmismo fin dal primo giorno di chiusura, una settimana fa, in relazione a Galleria Piazza Foraggi 2, chissà quanto quanto dureranno i lavori. Invece credo che in una settimana si siano fatti degli interventi propedeutici, lo ribadisco, e assolutamente necessari proprio per l'ammodernamento della nostra rete dei sottoservizi idraulici, per cui continuo fermamente a sostenere che noi abbiamo bisogno di investire proprio nell'ammodernamento della rete. Peraltro in questo contesto con Acegas, APS e AMGA, la cui relazione è costante tutti i giorni, non si interveniva su parti strutturali della galleria, per cui si è intervenuti per fare dei sondaggi propedeutici a dei lavori che si svolgeranno presumibilmente a febbraio, magari anche nella prima quindicina, per cui 2 settimane, 16 giorni di difficoltà ci potranno essere, però ricordiamo si tratta di un intervento che è volto ad ammodernare proprio le condutture idrauliche per evitare dispersioni, rotture e altri inconvenienti. Credo che sia interesse della collettività porre, diciamo, nelle migliori condizioni di utilizzo sia per il risparmio energetico idraulico dell'acqua, sia anche per mantenere e manutenere quelle che sono le opere necessarie per la collettività. Pertanto anche a febbraio l'intervento riguarderà, diciamo, in termini tecnici è una sorta di calza che viene rimessa dentro le tubature già esistenti. In questo caso, facendo i sondaggi, è emersa la necessità di intervenire in un piccolissimo tratto, come potete vedere dalle foto, e sapientemente e coscienziosamente il gestore è intervenuto, ricoprendo ovviamente, rifacendo il manto stradale, per cui confermo che nella giornata odierna, tra la mattina e il pomeriggio, previo l'accordo con Trieste Trasporti e la Polizia Locale, verrà riaperta in ambo le direzioni la galleria e verranno ovviamente sollevati dall'impiego i movieri che regolamentavano il traffico per Trieste Trasporti. Questo era il motivo per il quale si poteva intervenire solo sui mezzi pubblici, quindi consentendo loro il passaggio della galleria, proprio perché Trieste Trasporti ha messo a disposizione delle persone per regolare il traffico, cosa che non poteva essere fatta a chiamata, ad esempio, per gli amici taxisti. Allora, c'è una telefonata subito in arrivo, Assessore. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, io volevo fare una segnalazione, magari non è compito suo, ma volevo segnalarla. Venendo da Muggia, in via Flavia di Stramare, al posto di entrare in galleria si fa la salita, ecco, in bicicletta, quando si scollina, una volta c'erano i cartelli di pista ciclabile. Ecco, a me mi hanno fermato la polizia e mi hanno detto che di lì non si può più passare. Ecco, io ho chiamato anche la FVG Strade e mi è stato detto che a loro risulta pista ciclabile sul marciapiede, no? Non sulla strada, perché sulla strada passano solo, c'è il cartello solo degli autobus. Capito. È possibile fare qualcosa, fare un'altra segnalazione da voi, perché a noi non ci vengono ascoltati? Chiarire la situazione, insomma, capito, grazie della segnalazione. Buona grazie, giornata, lei ha indirizzato correttamente dicendo che non è una diretta attinenza del Comune di Trieste, però su quel percorso magari ci informeremo e vedremo se è stato effettivamente spostato qualcosa o meno. Ecco. Benissimo, allora dunque ci sono anche delle mail, poi parliamo anche di vari progetti. Insomma, io sono un fiume in piena oggi, se volete delle notizie, degli aggiornamenti, oggi ho il sorriso e il buon umore del martedì. Benissimo, ci sta tutto. Allora ci scrive Vadim, la invita Assessore a non dimenticare il parco della Villa Necker che rimane chiuso e inutilizzato, un'area verde nel cuore della città. Insomma, questo è un suggerimento, diciamo. No? Sì, non del Comune, sul quale voi purtroppo sapete, io ho manifestato sempre
l'intendimento di poter contribuire anche il signor Sindaco con l'acquisizione di quel compendio, un compendio che però per essere messo a posto, acquisito e ovviamente messo in sicurezza ha bisogno di diversi milioni di euro. Sapete che è stata conclusa la trattativa per la caserma Rossetti, io auspico che questo possa in qualche maniera agevolare anche il recupero del parco di Villa Necker, perché lo riconosco anch'io, abbandonato così pur non essendo nostro, è un parco, è un polmone che purtroppo potrebbe essere sfruttato diversamente a beneficio di chi vi abita nelle vicinanze di tutta la città, questo è indiscutibile. Allora, andiamo al tema di Barcola, perché qui c'è una mail di Graziella che ci scrive: buongiorno, durante l'intervento a Sveglia Trieste l'assessore Fabio Scocimaro, che era ieri qua da noi, ha definito cerotti temporanei gli interventi su Barcola, dice minimizzando il lavoro straordinario di Michele Babuder, che ha ripristinato il porfido, passeggiata, scogliera, frangiflutti con rapidità e efficienza, restituendo la costiera ai cittadini in tempi da record. Al contrario, i topolini di competenza di un assessore comunale versano ancora in condizioni disastrose. Ci sono tempi diversi, no? Immagino, per il ripristino. Ci aspettiamo che i lavori futuri seguano l'esempio di Babuder con la stessa determinazione e concretezza dimostrata fino ad ora, ci scrive Graziella. Ringrazio la signora Graziella, non ho seguito la puntata, non me ne vorrete, dell'assessore Scocimaro di ieri, perché l'assessore Scocimaro l'ho visto dopo alle 9:30 presso la Regione. Abbiamo parlato di Barcola non in questi termini, ecco. Se li ha definiti dei cerotti, io dico avrei fatto volentieri molto di più rispetto ai cerotti posti, se magari mi avesse dato anche lui 2 lire per riuscire in qualche maniera a contribuire e a proseguire nell'intervento. Non le nascondo che in realtà ho raccolto alla fine dell'intervento anche di rinforzo della scogliera una gran quantità di complimenti che io riverso innanzitutto agli uffici e anche agli operai che hanno lavorato incessantemente, che hanno concluso un intervento di protezione delle opere già messe in sicurezza e ripristinate in tempi di record, perché abbiamo rifatto i 700 metri della passeggiata lungomare Benedetto Croce in 40 giorni, quindi con un anticipo di circa altrettanti giorni sulla data prevista per la conclusione, che doveva essere a febbraio. Pertanto anche raccogliendo la soddisfazione di chi ci andava, perché abbiamo indubbiamente riconformato il posizionamento della scogliera in maniera differente, anche forse più fruibile, io dico, nella stagione estiva, utilizzando peraltro dei materiali provenienti da una ditta locale, quindi da una cava del Carso, che ringrazio ovviamente anche per la disponibilità, perché il lavoro è stato incessante, abbiamo portato quasi 10 camion al giorno e entro i 42 giorni è stato riasfaltata anche la parte che era stata ovviamente utilizzata e danneggiata, per cui questo, unitamente al lavoro che è stato fatto in un anno esatto sulle aree gioco, ricordo sono 6-7 aree gioco rimesse in pristino, su tutti i lavori dei cubetti in porfido, più le opere che come avevamo promesso di protezione, credo che il risultato sia assolutamente soddisfacente. Poi c'è un progetto, ovviamente, CORE, ecco, quello a cui immagino abbia fatto riferimento l'assessore regionale, esatto. Che significa comune-regione, che prevede step successivi di lungo periodo, step successivi che riguardano per la parte a mare l'intervento e la progettazione da parte della regione, per la parte diciamo calpestabile a terra, quindi intendo i giardini, la viabilità e i parcheggi, che ovviamente sono programmati e sono stati già progettati dall'amministrazione, dal sottoscritto e dagli uffici della pianificazione della mobilità. In particolare l'assetto viabilistico potrà cambiare conformazione nelle aree che la Regione prevede di allargare verso il mare e soprattutto noi abbiamo studiato comunque un progetto di rivisitazione della viabilità nella parte a monte, quindi in quella che sta più vicino al costone roccioso di Viale Miramare, proseguendo in direzione di uscita della città, mentre per quanto riguarda da Miramare verso l'ingresso cittadino, non so se lo posso preannunciare, ma sarà ovviamente una delibera, una proposta progettuale di pianificazione che verrà portata proprio all'attenzione del Consiglio Comunale, io spero anche a breve, entro il periodo della primavera, prima dell'estate. Prevede
che nei pressi della nota Labarda della costiera venga creato un parcheggio di superficie per gli autobus, che sotto il costone, quindi di fronte a un noto stabilimento balneare o dove adesso c'è un parcheggio arrivando da Miramare sotto, venga creato o progettato, pianificato innanzitutto un parcheggio interrato di modo tale da sollevare il carico di autovetture che intasa quel piccolo vialetto che porta dal bivio fino a Miramare, quindi riqualificandolo. Non ve lo nascondo, c'è la proposta delle terrazze del bivio che io continuo a sostenere da 3 anni passati, se non 4, in ottica di pianificazione. Erano state rinominate proprio, se non sbaglio, da Marco Stabile le terrazze Babuder, le terrazze Babuder, perché sarebbero stata un'opera peraltro di prevenzione anche rispetto ai danni che ci sono stati lo scorso novembre, nel novembre 2023, perché tra le 2 terrazze del bivio un ampliamento avrebbe in qualche maniera limitato gli effetti che invece si sono purtroppo sviluppati proprio sulla strada, per cui l'intendimento già 3 anni fa era quello di porre delle opere di protezione, per cui ci sono alcuni cerotti, se così sono stati nominati, indispensabili adesso perché la protezione era necessaria adesso. Poi so che la Regione ha stanziato alcuni milioni anche per il proseguimento di queste opere, che saranno in capo alla Regione, quindi la protezione dei topolini è in capo alla Regione e anche la protezione di tutto il lungomare che noi abbiamo messo a posto, quindi per intenderci dalla fine del porticciolo Cedas fino a Miramare, per cui ben venga, se così è stato detto, insomma, che ci siano ulteriori opere. Io dico, sono sollevato dal vedere realizzata un'opera innanzitutto di ripristino ma anche di rinforzo della scogliera, posto che ci passavo le notti insonne assieme al sindaco perché avevamo il terrore che le maree potessero di nuovo danneggiare quanto già ripristinato. Infatti, ieri poi col sindaco avete passato praticamente il pomeriggio. Ieri pomeriggio, dopo l'incontro anche della Regione, io e il sindaco siamo andati assieme agli uffici anche a Barcola, perché il sindaco è molto pratico e quindi al di là delle progettazioni vuole vedere metro e gessetti ed era entusiasta ovviamente della soluzione che abbiamo a lui proposto per quanto riguarda la viabilità. Voi sapete che giustamente sollecita un intervento sulla viabilità perché è intasata, ci sono alcuni aspetti che riguardano l'estensione della viabilità del lato a mare e il sindaco, che ha un gran pragmatismo, ovviamente ci mette anche alla prova, ecco, lo vedo lì, ci mette anche alla prova. Ecco, lo vede appunto nel preview il nostro ospite, l'assessore Babuder, infatti è insieme a Marco Stabile in capo di piazza, credo di capire solo dall'immagine. Buongiorno allora, sindaco e Marco. Buongiorno Marco Stabile, buongiorno al sindaco Roberto Di Piazza. Non sentiamo Marco, vediamo se riusciamo a sentirlo. Sì, colpa mia. Ok, colpa allora, mia. Una aggiustatina al microfono in diretta. Eccomi qua, allora colpa mia, capo di piazza come dicevate, che fa anche ovviamente rima, con il sindaco, in collegamento proprio per parlare di questo. Sentivo l'assessore Babuder che preannunciava il sopralluogo fatto ieri a Barcola. Sindaco, dopo l'incontro con l'assessore regionale Scocimario, assieme a Babuder siete stati a Barcola per progettare un po' uno spicchio di futuro, diciamo così. Guardavo capo di piazza Gianni Bartoli, era già scritto che diventavo sindaco. Vabbè, andiamo avanti, divertiamoci che fa freddo. Barcola ieri, Babuder ha preannunciato che erate sul posto per progettare un po' il futuro. Abbiamo in attesa dell'interramento a mare, che non si fa in 2 giorni perché deve andare a Roma, passano anni. Intanto con Michele Babuder abbiamo deciso di prendere 2 o 3 metri all'interno della collina presente sul bordo strada e faremo una cosa molto simpatica e così cercheremo di risolvere quel problema delle file che ogni anno, tutta l'estate a Barcola ci sono le file. Comunque Babuder sta facendo un ottimo lavoro. Quindi diciamo così la possibilità di allargare un po' la carreggiata ed avere più posti auto. Sì, una cosa un po' più complicata di questo, però più posti auto e naturalmente una corsia in più. Bene, quindi insomma quello che è un auspicio sta per diventare realtà. Sindaco, poi devo chiederle ovviamente del discorso cabinovia, perché i fondi ci sono confermati. Patuanelli aveva fatto una fuga in avanti, il senatore 5 Stelle, dicendo che non ci sono, in realtà sono stati confermati. Allora, io non ho mai avuto dubbio, ho detto che siamo al 99%
del progetto, adesso c'è ancora qualche piccolo passaggio, ieri mattina eravamo in regione e abbiamo risolto con l'assessore Cocimaro in regione, i fondi ci sono, basterebbe eliminare quelli che per principio, perché è un atto politico quello, come ha detto il sindaco Bucci di Genova, e siccome la facciamo noi di centrodestra, allora quelli di sinistra sono contrari. Questa è la realtà, cari concittadini. A questo punto quindi si va avanti verso i prossimi passaggi, insomma. Avevo detto sul giornale, credo che eravamo al 99%, adesso che abbiamo anche i fondi siamo al 100%. Sindaco, questione sicurezza, c'è ancora preoccupazione in zona Largo Barriera, c'è stata prima una rapina, poi questa rissa fra stranieri, la rapina aveva coinvolto anche triestini, gli esercenti pensano alle guardie giurate. Io penso alla zona rossa, farò delle zone rosse in città dove naturalmente ci saranno delle attenzioni particolari. Quindi diciamo così sulla scorta di quanto è successo a Capodanno, no? Dove c'erano le zone rosse in varie città d'Italia? Sì, beh, non è che Capodanno ha pagato molto, basta vedere quello che è successo a Milano, no? Stiamo studiando con Sua Eccellenza il Prefetto delle cose particolari, anche perché Trieste non è come Milano, come Firenze, come altre città. Ci sono questi banditi, chiamiamoli più o meno minorenni, ma comunque stiamo pensando a delle zone rosse in città. Quindi dove ci saranno controlli specifici delle forze dell'ordine e anche regole, diciamo così, diverse. Esatto, e chiusura dei locali. E chiusura dei locali, tra l'altro c'erano già state le ordinanze, no? Assieme all'assessore De Gavardo in altre piazze come Piazza Perugino. Esatto così. Bene, allora non so se hai domande, Laura, anche dalla rassegna stampa odierna, mentre qui salta qualche tavolino, ribadisco che non ci sono interventi particolari per la Bora, mentre la galleria, come dicevate prima, è ancora chiusa, in giornata dovrebbero riaprirla. Vabbè, ma insomma, il fatto che andiamo a cambiare un tubo, sembra che abbiamo fatto la cosa. C'è un tubo rotto, andiamo a cambiare un tubo rotto, come succede in qualsiasi altra parte. Abbiamo cambiato i tubi in via San Michele, abbiamo cambiato in via Ginnastica, fa parte di una città che ha tubi che hanno centinaia d'anni. Dove abito io, via del Pucino, abbiamo i tubi di Maria Teresa d'Austria, 150 anni fa, e li stanno cambiando. Qualcosa in particolare previsto in giornata, Sindaco, che ci può pronunciare? Te lo dirò. Va bene, ok, va bene, arriva in seguito. Laura, assessore Babudera, voi se volete estendere il ragionamento di Barcola ovviamente vi abbiamo dato l'assist. A voi. Grazie mille, grazie a Marco Stabile, grazie naturalmente anche al sindaco di Piazza che salutiamo. Meno male che ieri mi ha portato lui in giro in macchina, perché poi alla fine della giornata la mia è rimasta ferma. Ecco, bene. Avevo un ottimo autista, ma mi fa piacere che anche il sindaco riconosca, insomma, un giorno per mettere a posto le tubature e l'asse fognario credo che non sia stato un gran documento, ecco. E poi soprattutto credo che ciascuno di noi, ragionando da buon padre di famiglia, se fa dei lavori in casa non è che dà solo una pitturatina e poi non guarda cosa c'è dietro. Il tema purtroppo in questa città è che io dico spesso c'è chi fomenta attraverso i social. Io tendo a non guardare più i social, mi piace cercare di dare delle notizie utili ovviamente, ma ormai il social è diventato uno sfogo a quelle che possono essere delle insoddisfazioni personali, quindi c'è chi si sfoga e ovviamente poi è ancora più difficile riuscire a contrastare o perlomeno a dare delle informazioni corrette. Io credo di metterci la faccia, abbiamo come tutti gli assessori, vedevo Bertoli che interveniva per raccogliere le seggiole per il vento, ma dico la macchina dell'amministrazione ha delle potenzialità e io credo di non fare promesse ma cercare di dare delle informazioni e prendere a cuore quello che c'è. In questo caso mi sento di sostenere i lavori lì, come mi sono sentito di sostenere e di in qualche maniera sollecitare dei lavori ad esempio in via Romagna che dureranno dal mese di gennaio corrente fino ad agosto 2026, però per un rifacimento totale di quelli che sono i sottoservizi, per cui posso capire che ci saranno dei disagi, ma a fronte di un disagio di un anno e qualche mese, io ho avuto 10-12 anni di immagini continuamente riproposte rispetto alla necessità di intervenire solo sulla superficie. Credo che sia più logico intervenire anche sui sottoservizi e il lavoro di copertura, quello che si chiama stucco e pittura in un'abitazione, può venire anche dopo,
purché non si debba rintervenire nuovamente. Proprio questo chiede il signor Marco, dice: buongiorno a Tele4 e all'assessore Babuder, volevo sapere se è previsto anche il rifacimento della volta della Galleria Sandrinelli come già fatto a suo tempo per la Galleria San Vito. In questo momento no, non si tratta di due lavorazioni assolutamente diverse, si interverrà con i fondi PNRR sui sottoservizi, per quest'anno non è stato previsto il rifacimento della volta, si faranno delle opere di pulizia su quell'altra, la precedente, ma non delle chiusure contestuali su opere di infrastruttura, insomma, esterna. Laura, buongiorno, grazie per il lavoro che fate, ci scrive Mario, l'operato dell'assessore Babuder sta finalmente trasformando Trieste. Dopo anni di mobilità, dice, grazie a iniziative che guardano al futuro, come la rigenerazione urbana, la promozione della sostenibilità ambientale con progetti sulla raccolta degli oli esausti, l'introduzione di tecnologie innovative, la sua attenzione al decoro urbano e alla vivibilità cittadina dimostra una visione concreta e lungimirante che lo rende una figura ideale per guidare la nostra città nei prossimi anni. Questo insomma lancia fra un po' mi commuovo oggi, ecco, qua io. Mario, insomma, le mail sono molto ringrazio il no? signor Mario, però ha utilizzato un termine che mi piace molto, che è quello della pianificazione. La pianificazione, io dico da non tecnico, io ho fatto legge, non faccio ingegnere, non sono un architetto, cerco di ascoltare però quelli che sono i suggerimenti della cittadinanza, l'abbiamo visto a Barcola, in cui io vado ad ascoltare e poi mi prendo l'onere anche di quelli che devono essere i risultati. Ci prendiamo l'onere perché non sono da solo, ma c'è una squadra, che è la squadra di parte politica, ma è anche e soprattutto la squadra di parte tecnica degli uffici che un po' mi sopportano. Ma il termine pianificazione, tanto quanto quello della rigenerazione urbana, ha un significato estremamente profondo, perché vuol dire iniziare a portare avanti dei lavori, dare degli indirizzi e magari far sì che questi indirizzi che provengono che questi suggerimenti che provengono dalla città, dagli ordini professionali, dagli architetti, piuttosto che dagli ingegneri, dall'ANCE, da chi fa parte di una società e che motiva anche la città, si ricostruiscano e facciano un puzzle, come si diceva un tempo, di modo tale che si possa guardare nel lungo periodo. Spesso sono quelli che danno i minori risultati, perché un conto è pianificare, un conto è vedere un'opera realizzata. Non nascondo però che anche recentemente, la scorsa settimana, abbiamo presentato il primo volume anche sul sito internet, un portale dedicato all'osservatorio Rigenerazione Urbana e Politiche Abitative, che con il servizio della pianificazione, con l'architetto Dalla Betta, con i servizi sociali anche e con i diversi portatori di interesse della città, dà degli indirizzi. Innanzitutto fotografa quali sono i movimenti della città, sia in termini di abitazioni, sia in termini di servizi della città che vengono offerti e richiesti, e questo volumetto, che io in termini forse un po' residuale dico volumetto, sono un bel po' di pagine, ma c'è un servizio anche proprio sul portale internet, fotografa la città e dà degli indirizzi all'amministrazione, non solo al sottoscritto, ma a tutte le diverse branche dell'amministrazione, perché possano in qualche maniera agire secondo quelle che sono le necessità. Questa è una delle prime cose che abbiamo inteso fare l'anno scorso, appena ho avuto il piacere di entrare in quegli uffici, per poter in qualche maniera offrire, oltretutto prima conoscere, ma poi offrire anche a chiunque, sia l'amministrazione comunale, sia enti terzi, possa essere ad esempio l'Atere. Io vedrò la prossima, anzi questa settimana, anche il nuovo presidente Mosetti, che mi fa molto piacere sia stato nominato presidente, così come dico con la Regione abbiamo sviluppato e abbiamo partecipato a un bando promosso proprio dalla Regione per la rigenerazione di aree urbane, la progettazione della rigenerazione di aree urbane non centrali. Con il consigliere regionale Giacomelli abbiamo voluto, e grazie a lui, insomma, il gruppo che è poi in Regione ha anche esteso questo emendamento, sostenere interventi di progettazione in aree non centrali. Il Comune di Trieste ha deciso di partecipare sulle aree di San Giacomo, sulle aree di Valmaura e sulle aree di Giarizzole, perché riteniamo siano un bacino
non voglio dire periferico perché le distanze nella nostra città sono molto limitate, però un bacino che necessita assolutamente di attenzione e la cui progettazione in termini generali potrà consentire poi ad altri assessori magari di partecipare a bandi che siano nazionali o europei, tanto quanto a ovviamente trasferimenti della regione o soldi, stanziamenti dell'amministrazione stessa, per poter intervenire direttamente su due o tre aree che noi riteniamo debbano meritare o meritino maggiore attenzione, così come grazie, io li nomino non per visti partito, ma anche con l'assessore al bilancio regionale Roberti è stata stanziata la riprogettazione di Piazza Goldoni, per cui ad esempio, anche io ritenevo fin dall'altro anno che non solo, no? Certamente si cerca di contribuire con l'abbellimento anche a portare un po' di sicurezza. In Piazza Goldoni la mia proposta è quella di eliminare ovviamente il muro, l'ho detto fin da subito l'anno scorso, io non voglio dire che sia brutta perché il gusto è altro, però cercare di sfruttare meglio ed eliminare quella chiusura che la fontana crea, per cui con 2 passaggi laterali ampliare il verde implementando quelle che può essere un non uso della fontana e delle vasche e cercando di offrire anche agli esercenti e ai commercianti che lì fanno fatica a lavorare, oltre a chi vi passa, un po' più di verde, dove noi adesso abbiamo quei 3 piloni posti nell'estremo opposto alla fontana, quindi un'opera questa che deve cominciare assolutamente entro il 2025, per cui parliamo di interventi che si svolgeranno proprio da un punto di vista pratico nella seconda metà dell'anno in corso. Di quest'anno. Allora, oggi vi dicevo che era un po'... È un fiume in piena, l'assessore, sentiamo la telefonata, poi dobbiamo già andare in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Attendo la pubblicità, dottoressa, ho una domanda articolata. Ha una domanda articolata, che è il signor Claudio Visinti. Buongiorno Claudio. Allora andiamo in pubblicità molto rapidamente e ci vediamo subito dopo. Bentornati in diretta. Allora siamo sempre in compagnia dell'assessore Babuder e c'è al telefono con noi Claudio Visintin, che salutiamo. Buongiorno Claudio, grazie per aver aspettato insomma la pubblicità. Eccoci qua, 25 minuti di attesa, ma parlare con voi è una gioia. Spero ne valga la pena, dai. Sì, in particolare proprio con voi due. Un doveroso, come sempre, ringraziamento alla super gentile signora Paola, centralinista, e alla regia, che senza di lei non vado in onda. Dunque, avevo preso il martello e lo scalpello per rompere il ghiaccio, poi è caduta la telefonata, ma insomma sono qui. Dunque, buona giornata cara a me e a mia moglie, dottoressa Mamma Laura, di bianco vestita, come i fiori del biancospino. Aiuto. Che bello, il biancospino sempre, è molto bello. Sempre elegante, sempre nelle nostre case porta il sorriso. Caro Grazie, amico Claudio. Michele, sono Claudio Visintin e non commuoverti. Ok? Boh. Sveglia Trieste ha un titolo significativo, appunto, Sveglia Trieste, ed è una rubrica molto, ma molto ascoltata. Vero, signor Franco, Lega da Udine Nord? Dunque, sarò breve, ma mi piace incominciare con una storia. Tutte le storie cominciano con un c'era una volta, e c'è ancora, seppur in pensione, una persona davvero speciale che va raccontata. E era il direttore della Posta Centrale, si chiamava Ezio, ed è amatissimo dai suoi collaboratori, dalle sue colleghe e colleghi. E la posta soprattutto funzionava. Qui la storia finisce ai noi e torniamo alla realtà. La posta dell'amico direttore Ezio, credo che l'assessore in studio lo conosca. Vagamente, vero? Ecco, vagamente, è diventata un'altra cosa. Non ci sono più i postini di una volta, pur rispettando il loro lavoro di adesso, ma soprattutto, più che posta, fa il lavoro di banca e mira più ai profitti che ai servizi ai cittadini. Questa è stata una trasformazione, no, della posta in generale, ecco, è vero. Venendo a una domanda per l'assessore Michele, che è bravo e cammina sulle orme del padre, che è bravissimo, a questo
mio che sarà un mantra per tutti i politici che siederanno in studio, ed è questa: bisogna ritornare alla scala mobile per portare le pensioni, gli stipendi al costo della vita. Non se ne può più. I politici che siedono in studio parlino con i loro parlamentari di riferimento per far diventare un caso nazionale. La scala mobile, insomma, è chiaro, per il potere d'acquisto anche delle famiglie, insomma, per tante cose. Grazie Claudio di aver lanciato questo mantra che sta proponendo, è vero, il signor Claudio da qualche tempo. Non so se ci sente ancora. Non lo so, lo salutiamo. Lo ringrazio per l'affetto che dimostra nei confronti del babbo e miei. Non vi nascondo che è vero, le poste, io ricordo i pranzi che facevo, adesso ne faccio un ben po' di meno, quando ero adolescente con il babbo, e si concludevano alle 13:45 con la somma di quelli che erano i dati cartacei che venivano riferiti rispetto agli investimenti fatti negli uffici. Quindi in un momento di transizione in cui ricordo che il papà, non voglio utilizzare un brutto termine, ma diceva: noi siamo poste, noi dovevamo fare la mittenza, la corrispondenza, non solo fare i numeri. Quindi quei numeri, se da un lato erano l'indice di un cambiamento, erano anche l'indice di una preoccupazione per lui che aveva, mi ricordo, ha sempre avuto, insomma, ha dedicato l'animo alle poste. Però detto questo, io sono convinto ci siano tanti buoni postini anche adesso. Poi il babbo è ricordato più o meno male ancora adesso, chi lo vede o lo vede bene o lo vede male, ma insomma, come ciascuno di noi. Nel mio ruolo di assessore la ringrazio, Claudio, perché ovviamente cerco di fare il mio. Prima ho detto con il sorriso, mi leggevi Laura qualche mail, ma io rispondo con piacere anche a chi critica il sorriso. Infatti adesso leggiamo perché avere il sorriso non vuol dire non fare, ma certamente si cerca di produrre di più con il sorriso piuttosto che con la rabbia. Allora, ci scrive Sonia chiedendo se è possibile restringere i marciapiedi, incrocio via dell'Istria, via Baiamonti, e poi creare una bella rotatoria. La faccio insomma a breve. A breve rispondo tipo question time, che i marciapiedi li abbiamo appena allargati perché lì passa e passerà anche un tratto ciclabile, però per quanto riguarda l'incrocio via dell'Istria, Baiamonti, Salata, ovviamente sarà oggetto di rifacimento ad opera di un privato, quindi di un supermercato, è noto a tutti, lì investirà l'Aldi e quindi verrà modificata anche in questo senso la viabilità. Ci sarà la rotatoria, quindi. Allora, Stefano chiede come procede il progetto di riqualificazione di Piazza Goldoni, lo dicevamo prima. Piazza Goldoni l'abbiamo detto prima, sì. Buongiorno, ottimo Babuder, sempre dalla parte dei cittadini, un commento sulla questione del terzo mandato, diciamo che riguarda più la regione. Il terzo mandato della regione, ma io non ho precollusioni preconcette, ecco. Certo che deve essere visto, non lo ritengo sbagliato, in un'ottica di livello più ampio rispetto a quello solo regionale nostro, e credo che ci siano tutti i presupposti per convenire eventualmente anche su un terzo mandato sia a livello regionale, Regione Friuli Venezia Giulia, sia a livello nazionale, con opportuni accorgimenti, perché il disegno deve essere complessivo e nessuno può andare per la propria strada così, perché altrimenti avremo delle disparità non giustificate da alcuna specialità. Una nota dolente da Alessandro che critica, dice: venga a sorridere venendo a fare un sopralluogo sui marciapiedi lato sinistro dell'ultima parte di via Rossetti, da via Revoltella a via Cumano, e per piacere non mi risponda che la zona è in riqualificazione. Sentiamo questa favola da 5 anni, anche se fosse quel marciapiede resterebbe di pertinenza del comune, dice Alessandro. No? Non ho nessun problema ad andare lì, lo conosco, come non sorrido quando ci sono delle necessità in molte zone della città, prendo atto e cerco di programmare gli interventi. Quest'anno entro da 16 di agosto, 17 se non sbaglio, al 31/12 sono state effettuate gare per complessivi 4 milioni e 2 per interventi stradali, che adesso nella primavera con il tempo partiranno in diverse zone della città, tra cubetti, rifacimento di carreggiate, rifacimento di strade, per cui quello che è la giunta comunale e il consiglio nell'ambito del bilancio, io dico
forse un po' tardivamente, perché sono uno di quelli che continua a dire lodo un'ottima struttura di bilancio del collega assessore e degli uffici, soprattutto che poi lavorano con i numeri, però non nascondo che approvando un bilancio entro il 31/12 poi i soldi effettivi, gli stanziamenti effettivi che vengono dati ai diversi assessorati si materializzano a metà dell'anno, spesso perché sono frutto di trasferimenti, di contributi, di alienazioni, di vendite e quest'anno ringrazio anche ovviamente l'assessore Lodi e chi negli uffici lavora per l'immobiliare, perché sapete benissimo che con la vendita di un importante asset come Palazzo Carciotti potranno essere liberate risorse per diversi interventi pubblici, sia di lavori pubblici sia ovviamente di strade e infrastrutture, però verrò, se non con il sorriso, perché non credo che ci sia da sorridere se ci sono delle necessità, ma essere responsabili a vedere anche quel tratto. Peraltro sulla fiera vorrei dire che la fiera a me non piace dire non è nostro, ovviamente la fiera è stata acquisita da un privato, sono state fatte delle pianificazioni urbanistiche che giustificavano quelle scelte in base a degli interventi che il privato deve mettere a disposizione della collettività. E intendo in primis il parcheggi, intendo in primis il verde pubblico, intendo anche altre opere di contorno come possono essere, non questo marciapiede nello specifico se ho ben capito, ma altre opere come ad esempio l'arricchimento della piazza del piazzale De Gasperi, che deve essere forse un po' più verde con qualche struttura in più anche per i bambini, e magari può essere rivisto che non sia solo una distesa di cemento. In tal senso io ho dato il mio contributo già l'altro anno appena insediato, praticamente abbiamo incontrato i progettisti ogni giorno, ogni settimana, proprio ieri se non vado errato è stato riconsegnato dai progettisti che hanno l'onere, io dico privato, di fare quello per il quale hanno ottenuto la variante, quindi sarebbe poco chiaro, trasparente, razionale e anche in contrasto con i termini di legge che l'amministrazione desse il via libera a una progettazione che non tiene conto di quanto è stato richiesto e quanto giustificava la variante, per cui allo Stato manca unicamente riscontro da parte di Acegas APS Amga, di Trieste Trasporti se non ricordo male e dell'ok della Regione, poi si potrà tornare con la presentazione del piano attuativo comunale in Consiglio, io auspico in primavera, perché veramente sono stati il confronto è stato serrato. In quell'area ricordo che verrà rifatta il piazzale De Gasperi con l'implementazione del verde, la via Sette Fontane eliminando quelli che sono i cubotti di cemento sotto, quindi limitando quella che è un'ulteriore cementificazione di quella zona e garantendo la possibilità di posti auto per i residenti nella parte superficiale. Questo è quello che il privato doveva presentare all'amministrazione comunale perché l'amministrazione comunale desse l'ok. Non c'è stato un momento in cui l'amministrazione comunale non abbia risposto al massimo in 24 ore al privato che proponeva le cose, anzi io dico siamo stati forse tanto buoni anche nel consentire che alcune opere o alcune progettazioni mantenessero il nostro benestare nonostante l'aggiunta di alcune prescrizioni che potranno essere sorpassate in seguito. Capito. Però entro la primavera è intenzione del sottoscritto portare all'attenzione del Comune tutto il piano che hanno presentato ieri i privati. Per quanto riguarda la ex fiera di Trieste. Allora c'è una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, un buongiorno a voi, Sergio. Sergio, ecco, buongiorno. Sergio, sì. Volevo dire, riscontrando le parole prima del sindaco, che il cambiamento dei tubi in via Ginnastica con l'angolo via Timeus è stato un disastro perché il terreno sta cedendo ed è molto anche di brutto. È stato fatto un brutto lavoro che penso che, dato che però io avevo già avvisato un paio d'anni fa l'assessore Lodi, però con nulla di fatto. La ditta avrà anche un'assicurazione per quanto riguarda, darà una garanzia che però dopo ormai 4 anni, perché
le tubazioni sono state cambiate durante il periodo del Covid e penso che ormai la garanzia sarà scaduta e dovremo pagare noi il rifacimento del manto stradale di via Ginnastica, angolo via Timeo, dove c'è quel negozio che vende roba russa. Se va a vedere... Le assicuro, le dico anche il civico signor Sergio che in quel tratto, perché si tratta di un piccolo isolato dal civico 17 a salire, è già stato mandato dal sottoscritto l'input di rifare quel tratto sia ad Acegas dove ha toccato, sia per parte sinistra scendendo dove immagino a cui lei si riferisca, ci sono i Masegni. Ecco, quindi ancora una cosa volevo domandarle, si potrebbe allargare l'ultimo pezzo della via Conconello in modo da fare nell'ultimo tratto 2 file, una che vada verso Trieste e una che vada verso Opicina? Allora, su quel tratto di strada così com'è dimensionato credo sia un po' difficile. Oggi pomeriggio io avrò un incontro in regione politico-tecnico perché lei sa che la regione ha sostenuto, lei sa oppure se non sa, ecco, mi permetto di informare adesso tutti, la regione ha sostenuto con uno stanziamento che però non copre tutti i costi l'eventuale realizzazione di una rotatoria anche in quell'asset per la quale ovviamente ci sarebbero da fare degli espropri e una progettazione ovviamente di una variante perché allo stato attuale non è previsto, però proprio per questo magari l'argomento potrà essere anche, magari vedrò se sollecitato anche in tal senso da parte sua o da chi ha interesse ovviamente perché è conscio di quelle che possono essere le difficoltà, di vedere una soluzione alternativa. Io dico l'appoggio con una certa, come posso dire, refrattarietà all'installazione di una rotatoria lì, però di rivedere la viabilità assolutamente sì. Si può pensare. Sì, guardi che basterebbe colmare un pezzo verso la parte di remo interna di quel giardino che c'è, infatti, e con pochi soldi si potrebbe fare il doppio perché c'è sempre fila. Se ne va a Opicina in giorni specialmente di sabato. Infatti dico, non so se con pochi soldi, però il mio intendimento era proprio quello. E quello oggi pomeriggio abbiamo un incontro proprio con l'assessore alle infrastrutture regionale per vedere se è possibile anche qualche soluzione alternativa oltre a quella che è stata in precedenza presentata. Ecco. Allora, ci sono altre mail, c'è la mail di Salvatore che scrive: vorrei chiedere all'assessore come mai sul viale Miramare dalle strisce pedonali all'altezza del California Inn per circa 800 metri fino al bivio per il castello di Miramare non ci sono più strisce pedonali con grande rischio per gli automobilisti. Perché purtroppo, e non solo per gli automobilisti ma anche per un pedone, peraltro una conoscente che recentemente ci ha drammaticamente perso anche la vita, perché è un tratto non di strada comunale ma di strada gestita da FVG Strade, all'interno della quale non è previsto un attraversamento o non sono previsti attraversamenti se non come quello protetto che è realizzato subito dopo, quindi in prossimità dell'hotel, quello che era la residenza universitaria, adesso Hotel Miramare, quindi l'ente gestore lì non ha ritenuto e non ritiene, nonostante le sollecitazioni, di fare un ulteriore attraversamento. Però ritornando al tema della progettazione che vorremmo portare avanti con il sindaco, la volontà è proprio quella di eliminare quell'incrocio come così noto ormai da una cinquantina, sessantina d'anni, di posizionare in quell'ambito dove adesso c'è lo spartitraffico del bivio una rotatoria che consenta poi anche su entrambi i lati di contemplare quelli che sono attraversamenti pedonali protetti. Quindi anche all'interno proprio di quello di cui parlavamo prima. Credo che quello potrebbe essere, io continuo a dire, l'ho detto anche ieri, nell'ambito del progetto Core, il primo lotto, oltre a quanto abbiamo visto ieri con il sindaco per quanto riguarda la viabilità, il primo lotto anche magari realizzato nei prossimi anni, non è una cosa che faremo nel primo anno, però l'idea della pianificazione è proprio quella, quindi di rivedere quello che è l'ingresso
a Miramare, di rivedere quella che è la viabilità in quel contesto e da lì verso Barcola. Chiarissimo. Allora, intanto ci torniamo a collegare con Marco Stabili, che vediamo in largo Barriera, deve fare particolarmente freddo, credo, con la bora che soffia. Allora, a te la linea nuovamente, Marco. Sì Laura, allora poco fa abbiamo parlato con il sindaco di Piazza della situazione sicurezza in città e vedete che i controlli rafforzati voluti dalla questura sono già scattati nella zona di largo Barriera. Come vedete una volante, una camionetta della polizia dopo gli episodi che sono avvenuti proprio qui nell'ultima settimana, la rapina a 2 triestini ad opera di cittadini stranieri che poi si sono dileguati, e poi la rissa, il regolamento di conti collegato a questioni di droga, per cui sono partite 7 denunce. Ricorderete l'episodio degli pakistani che sono arrivati a Trieste eventualmente diciamo per uno scambio di sostanza stupefacente con degli afghani che invece insistono sul nostro territorio. Poi ne è scaturito un putiferio, una rissa addirittura con l'uso di mattarelli. Bene, c'è l'attenzione da parte della questura, ma c'è, come annunciato oggi a Tele4 dal sindaco di Piazza, la volontà di istituire delle zone rosse. Cosa sono le zone rosse? Beh, l'abbiamo visto nella serata di Capodanno nelle piazze italiane, il nuovo... Attenzione che purtroppo c'è questa sicurezza sia per quanto riguarda i controlli, sia per quanto riguarda diciamo così l'apertura dei locali, che maggiore presidio delle piazze. Vedremo quali che saranno effettivamente disposizioni che verranno realizzate a Trieste, dove ve lo ricordo ci sono già state le ordinanze per le aree di Piazza Perugino, quelle relative anche alla zona di Piazza di monitoraggio mirato anche per quanto riguarda piazza Goldoni davanti al noto fast food, dove spesso si innescano risse notturne e non solo. Quindi in arrivo la zona rossa, dire così, su disposizione del prefetto Signorello e del sindaco di Piazza, che nei prossimi giorni chiaramente definiranno la cosa. Questa è la situazione in largo Barriera. Laura, è bene ricordare una volta di via Sandrinelli è ancora chiusa. Perché? Perché siamo passati in macchina poco fa e ovviamente, e in questo caso non farei nessuna colpa agli automobilisti, con tutti i messaggi che abbiamo lanciato noi. Probabilmente c'è stato qualche passaggio in coda agli autobus, probabilmente, per di capire. Purtroppo appunto il collegamento, magari vediamo di ripristinarlo fra poco, ma penso che volesse dire quello. Fosse l'intendimento. Sì. Noi abbiamo detto che entro la giornata tra mattina e pomeriggio verrà riaperta, no? Per cui se poi qualcuno si precipita mi dispiace, infatti, ma c'erano stati anche nei giorni scorsi. La preoccupazione di chi risiede nelle zone di Piazza Goldoni e Largo Barriera, tanto quanto di chi si ritrova un po' più in su anche alla fine di via del Molino a Vento in Piazza Garibaldi. Non vi nascondo che l'altro anno, quando si parlava di via dei Bonomo, ricordate che facemmo un intervento, diciamo, di arredo urbano, se così possiamo intenderlo, perché ciascuno ha le proprie competenze, che riguardava 2 piccole aree poste vicino alle scalinate che ci sono in via dei Bonomo e in viale 20 settembre, delle aree che erano effettivamente verdi ma abbandonate, e all'interno delle quali purtroppo si usava passare del tempo, nascondere dei materiali piuttosto che buttare l'immondizia e le sporcizie. Quindi noi tentiamo anche con l'arredo urbano di migliorare quelle che sono delle condizioni che in alcuni rioni, io dico, non sono i rioni periferici degradati delle periferie delle grandi città, perché sono aree e rioni che sono inserite nel nostro contesto. Il problema fondamentale è che non c'è nessuna volontà di sentirsi parte della società che ci ospita o nella quale viviamo, perché non più tardi di una settimana fa, io proprio passando in Largo Barriera, negli stessi uguali identici punti in cui purtroppo c'è stata la rissa, se non sbaglio sabato o domenica, c'erano 2 pattuglie dei carabinieri, una di fronte a un noto supermercato, una di fronte a quella che era
lo spartitraffico, che mentre controllavano i documenti a una decina di persone, chi aveva i documenti appena controllati era lì che saltava sulle biciclette, probabilmente anche rischiando, se no, io non mi sono fermato a guardare, anche di danneggiarle, per cui è proprio il senso di partecipazione e di rispetto delle cose che sono di tutti che manca. C'è purtroppo un senso di impunità assoluto rispetto a quello che è la commissione di piccoli atti che sono, se da un lato eventualmente perseguibili, ma se non altro contrari a quello che è il buon senso civico minimo, perché durante un controllo delle forze dell'ordine cercherei di non saltare sulle biciclette che sono parcheggiate lì attorno, come peraltro purtroppo abbiamo visto anche durante la notte di Capodanno, passando nel viale. Io sono tornato con la bicicletta del vialone di Porto Vecchio, quindi di quella che è chiamata comunemente la bretella. Era evidente fin da prima che c'erano gruppi di persone che non aspettavano altro che di poter intervenire sulle auto che venivano parcheggiate, infrangendone poi, così come è stato, i vetri, rubando quello che era lì posto. Purtroppo non c'è nessuna volontà, al di là delle buone parole, di essere parte di una società che ci ospita o che, di cui si fa parte. E non ne faccio una questione né di razza né di etnia, perché purtroppo io dico il brutto esempio ha un maggior appeal rispetto anche a quella che è il buon comportamento, e spesso io dico, nonostante sottolinei ci siano tantissime generazioni, cioè tantissimi giovani di generazione insomma adolescenziale fresca, se non appena maggiorenni, che sono in grado di dare il buon esempio a molti altri. A molti. Allora, non so se riusciamo a sentire quest'ultima telefonata di questa prima parte della trasmissione, poi dovremo lasciare ai suoi impegni l'assessore. Buongiorno. Andiamo a inaugurare il centro raccolta di Giarizzole adesso. Il centro di Giarizzole, ecco. Comunemente detta la prima pietra di un centro che era richiesto da anni dalla zona sud, ai residenti nella zona sud, e quindi all'IDECI, grazie all'impegno di Agegas APS AMGA, anzi in collaborazione con Agegas APS AMGA e con l'impegno di risorse PNRR, riusciremo a completare l'intervento entro quest'anno. A che ora? Alle 10? Alle 10 ci sarà, diciamo, simbolicamente l'inizio dei lavori. Allora, vediamo se... Poi ovviamente attendiamo i social per vedere quanto dura, non dura, andranno avanti. Ecco, vedremo come Chiedo scusa alla signora che ho, il signore che attende. Chi è in linea con noi? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno signora. Buongiorno, allora innanzitutto io vorrei ringraziare per i lavori che sono previsti nel rione di Borgo San Sergio, vedi il campo di basket piuttosto che l'Aiola Spartitraffico tra la via Rosani e la via Curiel. Detto questo vorrei chiedere un altro piccolo intervento, se è possibile rifare il marciapiede che porta dalla via Curiel all'ingresso di via Pisa 18 e 20. Praticamente guardando la stradina, che è molto piccolo, dalla via Curiel, il marciapiede sulla destra è veramente impraticabile e ammalorato, cioè l'asfalto praticamente non esiste più. Capito. E siccome è un marciapiede importante, anche perché insomma oltre ai bambini la gente qui ha una certa età, laddove fosse possibile riasfaltare quel marciapiede sarebbe veramente un intervento grandioso. Tutto qua, ringrazio, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a lei, grazie a lei molte. signora, mi scusi se ho parlato un po' troppo, mi fa piacere perché Borgo San Sergio, io non ho voluto far comunicati o altro, ci ha pensato la pallacanestro, che ringrazio perché ha dato la disponibilità per continuare in quest'opera assieme alla Fondazione Pettini di rifacimento di campi e aree sportive, per cui quello era un campetto che bisognava in qualche maniera mantenere o poter valorizzare, perché è molto sentito. Io dico, finché ci sono giovani che giocano a pallone nei campi, li tiriamo via e li allontaniamo da quelli che possono essere altri pericoli, per cui quando hanno manifestato l'intendimento al sottoscritto di poter continuare in questa opera, ho ben accolto con la loro disponibilità. E poi anche via Curiel, che ha nominato la signora, che è un intervento che poteva sembrare secondario, sono circa 200.000 euro di risorse regionali che siamo riusciti ad aggiudicarsi, perché il mio intendimento è di non perdere neanche un euro da parte della regione o da chi li mette a disposizione, e abbiamo presentato un progetto proprio per
la valorizzazione della biodiversità anche nelle aree più periferiche. Per quanto riguarda il marciapiede, so che lì abbiamo già inserito tantissime vie, mi assicurerò, verificherò se questa è nel patrimonio dell'amministrazione, ovviamente farò un sopralluogo ai tecnici per vedere se questo pezzo, magari dopo mi riprendo l'appunto, potrà essere sostenuto. Grazie all'assessore Babuder, lo invito a tornare a trovarci presto. Con piacere, mi scuso se vi tedio un po' con le parole, ma spero che seguano anche i fatti. Buona giornata. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora diamo subito il buongiorno al capogruppo del Partito Democratico in quarta circoscrizione, Luca Bressan. Grazie di essere qui, buongiorno. Grazie a voi, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, so che c'è già una telefonata in attesa già da prima, allora la sentiamo subito perché poi ci siamo dilungati un po' anche con i collegamenti esterni. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno. Sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, scusate il disturbo, ma io sono arrivato tardi con la telefonata. Allora, volevo chiederle, no? Prima l'assessore è andato via, purtroppo non sono riuscito a chiedere niente. Allora, c'è un problema in via Valmaura. Allora, diciamo che da piazza Valmaura verso la via Valmaura principale, non la prima fermata, la seconda fermata delle 10, 20 metri prima, c'è un grosso avvallamento. Lì se un scooter passa, diciamo a 50, ma che dovrebbe essere il limite, no? Ma va un pochino più veloce, lì va per aria. Capito. Soprattutto la macchina quando passa ha abbastanza un sbandamento verso sotto, diciamo. E quindi prima che succeda qualcosa, perché questo avvallamento è da anni che è lì. Capito. Io sto lì da 5-6 anni e sempre non ho mai fatto niente. Capito. E lì è abbastanza pericoloso perché magari può anche non succedere, ma se succede lo scooterista, indifferente chi che è, si fa molto male. Chiaro. E allora, dopo si eviterà anche di... Giriamo questa sua segnalazione all'assessore Babuder, vediamo insomma se riesce a occuparsi anche di questo, no? Nella zona proprio di Valmaura. Grazie al nostro telespettatore. Non è quarta circoscrizione, no. Credo sia la settima, Valmaura. Sì, confermo. In quarta invece recentemente avete discusso nuovamente del Saurobus cosiddetto, no? Del problema del trasporto dei ragazzi, dei bambini in realtà, perché si tratta di alunni anche abbastanza piccoli, dalle scuole appunto di San Vito fino a quella di San Giacomo per l'ammodernamento dello stabile della scuola che ospita la scuola, e quindi questi lavori ovviamente si stanno protraendo, credo secondo comunque il calendario previsto, no? Non sono, al momento sì, al momento sono comunque dentro i però termini. Erano previsti disagi per più anni, no? Questo è il secondo anno che c'è lo spostamento di questa scuola e c'era il problema proprio del giovedì, se non ricordo male, c'è una corsa che è stata soppressa dello scuolabus, che era invece tanto richiesto dalle famiglie. Allora, che cosa avete concluso in questa discussione, insomma, su questo tema? Noi abbiamo fatto una mozione prima della pausa invernale, nel senso che poi ci sono state le festività, però abbiamo fatto una mozione che poi in seduta avevano partecipato anche alcuni rappresentanti del comitato e alla fine portava alcuni dati nuovi, nel senso che c'era stata una parte di calcolo anche di quelli che potevano essere i costi per garantire il servizio, che sembravano, non guardando i mandati di pagamento, quindi verso Trieste Trasporti, non sembrava qualcosa di molto rilevante, diciamo, per poterlo garantire fino a fine anno scolastico, perché oggi cosa succede? Manca una corsa, nel senso che già dall'inizio dell'anno c'erano meno alunni sulla corsa, si parla di 13 bambini ovviamente che erano interessati a quel servizio, ma anche perché in quella giornata c'è chi fa il tempo prolungato, quindi è una questione anche, diciamo, prettamente didattica che è la conoscenza all'inizio dell'anno.
e si è deciso poi in corso d'anno, nonostante si conoscesse già la situazione a inizio anno, di sopprimere quella corsa, creando un disagio comunque che è un po' su tutto il servizio, no? Perché se togli comunque una corsa sul servizio lo rendi meno efficiente già di per sé, ed era qualcosa di cui si era a conoscenza di questo problema di ristrutturazione della scuola e si era garantito alle famiglie di venirli incontro almeno con il trasporto degli alunni dalla scuola che è in ristrutturazione via Tigor fino praticamente alla scuola in largo Pestalozzi, ovviamente in campo San Giacomo, che quindi c'è un po' di distanza, non è il centro di interesse delle famiglie. Quindi questa era un po' la situazione, poi si era visto anche che c'era un contributo comunque di CRT che garantiva una quota del servizio, però non era quantificata, e questi erano gli elementi che un po' avevamo messo all'interno di questa mozione in discussione, cioè il fatto che da un lato i costi non sembravano così elevati per una corsa in più, comunque guardando quelli che erano i dati dei mandati di pagamento, un conto aveva fatto il comitato e comunque di cui si chiedeva anche ragione al comune, e dall'altro il fatto che c'era già una contribuzione di privati per garantire questo servizio di cui non si sapeva al momento la quantificazione, ma risultava dalla fissione anche sui mezzi che venivano utilizzati. Adesso c'è stata una commissione in comune, a cui hanno partecipato anche i membri del comitato, e si sono avuti almeno un paio di dati in più che possono essere di interesse. Da un lato è stata quantificata, comunque come chiedeva anche la mozione che abbiamo discusso in circoscrizione, diciamo il contributo che da CRT, di cui c'era stata anche evidenza sul giornale, perché era uscito anche un articolo del Piccolo che parlava del contributo, ma non era stato quantificato. E risultano essere un 30.000 euro, nel senso che dà per il servizio come contributo aggiuntivo, quindi per rendere possibile questo servizio. E dall'altro è emerso invece un dato in più, che era una vecchia richiesta che c'era fin dall'inizio, ma di cui si diceva che non c'era la disponibilità del mezzo, che esisterebbe a quanto pare comunque un mezzo da 20, come capienza 20 persone, che quindi sarebbe il miglior mezzo da utilizzare per esempio nella corsa del giovedì, che già dall'inizio dell'anno lo conoscevano, che sono 13 alunni e avere necessità per il mezzo. Frequentata, insomma, e quindi diciamo di fatto così. questo permette anche di comprimere un po' i costi, nel senso che il conto viene fatto, comunque si tratterebbe di penso 5.000 euro l'anno. Questo adesso sul conto non so la precisione, nel senso come sia stato fatto, però questo è diciamo quello che risulta. Quindi c'è qualche dato in più per poter permettere, poi l'interesse è quello, un servizio su tutta la settimana, che ovviamente ha un'appetibilità diversa rispetto a un servizio che perde già una corsa e diventa a rischio magari su altre corse, anche perché qualcuno si organizza anche differentemente, no? Nel senso può riscontrare difficoltà e potrebbe organizzarsi in modo differente. In modo diverso. Allora, dobbiamo andare già in pubblicità, ma prima devo comunicare che la Galleria Sandrinelli è stata riaperta, lo comunica direttamente il Comune sui mezzi social, insomma, l'avviso della riapertura della Galleria Sandrinelli al traffico, quindi viene riaperta. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, fra poco torniamo, insieme, credo ci sia una telefonata in attesa, allora vediamo se riusciamo a sentirla prima. Pronto, buongiorno. Sì, sono De Grassi del Serie Operativa. Ah, eccoci qui, buongiorno. mi avevano messo in onda per dare la notizia che è stata riaperta la Galleria Sandrinelli, ma l'avete già detto voi. Ottimo, benissimo, quindi è riaperta il traffico, è tutto regolare, insomma, siete ancora sul posto? Tutto regolare, però ricordo che in febbraio ci sarà una ulteriore chiusura, non so esattamente la data, per 20 giorni. Comunque per il momento la viabilità è stata ripristinata. Perfetto, quindi ringraziamo il commissario della Polizia Locale Fulvio De Grassi, tutto regolare, quindi riaperta la circolazione, la Galleria Sandrinelli che è stata chiusa per circa una settimana per consentire questi lavori di Acegas APS Amga. Ringraziamo il commissario e ci fermiamo per un po' di pubblicità. A fra poco. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Luca Bressan, capogruppo PD del quarta circoscrizione, la circoscrizione che fra l'altro comprende anche la galleria, no? La Galleria Sandrinelli, e quindi ripetiamo appunto, come ci ha detto poco fa il commissario De Grassi, che è stata riaperta al traffico. Insomma, è durato una settimana questo lavoro da parte della Cegas, c'è stato qualche disagio, ma insomma era prevedibile, non particolare, diciamo, no?
Beh, i tempi, come dicevamo, praticamente sono poca differenza, un paio di giorni praticamente in più, quindi nulla, nel senso sono stati rispettati. Poi ci sarà ovviamente una seconda chiusura di cui si diceva anche prima al telefono, ci dava riscontro anche adesso, e quindi sarà da capire anche quella, e sperando che vada, diciamo, più liscio possibile, nel senso che è normale che il disagio c'è perché è una zona nevralgica, quindi alla fine quello è naturale, però bene o male, per esempio anche dal punto di vista del trasporto, per esempio pubblico, era stato garantito, e quindi diciamo, il disagio si è cercato di attenuarlo quanto più possibile, quindi non c'è nulla da dire ovviamente sulla gestione di questo. Diverso è stato, altre gallerie hanno avuto diciamo, storie ben più travagliate, erano altri tipi di lavori, anche però dico Foraggi, no? Quella di Piazza Foraggi ha avuto probabilmente un 10 volte i tempi rispetto a quelli di previsione, il lavoro non è stato fatto come si pensava in origine, quello è stato un disagio reale ovviamente, anche perché se la cittadinanza si aspetta un tipo di lavoro che si doveva risolvere, diciamo, in 40 giorni e poi va oltre i 400 giorni, è ovvio che anche la pazienza può essere messa a dura prova. In questo caso ovviamente era tutt'altro tipo di lavoro e alla fine tutt'altro tipo di tempi. Per restare in tema di lavori stradali, c'erano tantissime segnalazioni indirizzate all'assessore Babuder di marciapiedi, strade, cito ad esempio così al volo, a spot, molti hanno citato Viale Ippodromo, poi via Scomparini, Largo Pestarozzi, che invece ricade un po', no, tra San Giacomo e quindi Quinta. La Quinta, ecco, esatto, quindi marciapiedi anche a Rione San Vito, vedo qui marciapiedi di via Ciamician, proseguo quelli di via Tigor, sono in condizioni disastrose, dice il signor Sergio, buche e avvallamenti in corrispondenza del civico 24 di via Tigor. Giro anche appunto alla rappresentante della circoscrizione perché è giusto farlo. Nel nido la mongolfiera, i genitori hanno difficoltà a transitare con i passeggeri, spero sia prevista a breve un'adeguata manutenzione, dice Sergio. Insomma, sono tante le segnalazioni di questo tipo. Insomma, c'è chi poi chiede altre cose, tipo le telecamere. Ad esempio c'è una signora che si chiama Barbara, abita a Roiano, dice desidero sapere se e quando saranno disponibili delle telecamere in tutta Roiano, ora completamente priva di sicurezza, quindi un altro discorso. Quindi si può anche in questo modo allargare il discorso anche a quello che è l'emergenza, quella che è l'emergenza delle risse che ci sono state anche di recente. C'è anche Renata che scrive su questo: vorrei sapere in che casella bisogna inserire pakistani e afghani della rissa di Largo Barriera. Sono stati definiti regolari e con precedenti, come mai li teniamo qui? Insomma, c'è la polemica su questo nuovo episodio in città, no? Ne abbiamo visti anche a San Vito, ad esempio, no? Sì, era successo vicino alla piazza. Era successo dico dove. Piazza Rosmini, forse? Sì, no, aspetta. Non mi viene, ma era sopra Guido Reni, non mi viene adesso, in questo momento c'ho un lapsus, però era successo, sì, che c'era stato un episodio particolarmente che aveva suscitato scalpore sui giornali, quindi c'è questa situazione qua. Facendo un attimo dall'inizio, nel senso che sui marciapiedi sicuramente anche noi facciamo segnalazione, adesso ho preso nota ovviamente di quelle che potevano essere di competenza e anche noi porteremo avanti. C'è una situazione, diciamo, generale, era Piazza Carlo Alberto, comunque. Carlo Alberto, esatto, è venuta. Sì, questa è una questione generale alla fine di sofferenza, credo, nel senso che poi purtroppo è un po' fa scalpore il fatto che non si riesca a stare al passo con quelle che dovrebbe essere manutenzioni di tipo ordinario e invece la situazione è abbastanza difficile un po' in tutta la città, e quindi si interviene come fosse qualcosa che deve essere segnalato più volte per avere un intervento su situazioni che uno si aspetterebbe che siano sanate un po' di default, nel senso che è qualcosa che richiederebbe già di essere sistemato, perché ovviamente il livello di logorio è evidente. E permane da molto tempo magari, Sì, e quindi poi si fanno questi interventi molte volte perché probabilmente magari non ci sono neanche le risorse come si può dire, a tamponare, e quindi si crea anche una situazione quasi più difficile, per forza di fare interventi con materiale bituminoso e una volta da una parte, una volta dall'altra, diventa un po' un gruviera e alla fine è anche difficile poi magari muoversi se uno ha delle difficoltà di mobilità o deve comunque transitare con una carrozzina o con un passeggino, e quindi questo crea sicuramente un disagio ed è un problema.
Poi c'era il discorso, credo, che avevi accennato anche a cui aveva accennato delle telecamere, nel senso che sì, esatto, sicurezza, telecamere, in particolare chiedeva la signora Aroiano, però le richieste arrivano da varie parti, generica, generalizzata. Nel senso che poi tutti chiedono anche questo, c'è una nuova sensibilità. Io da un lato dico che ben venga, nel senso è uno strumento in più, però almeno il mio punto di vista, anche per l'esperienza, è anche che è più uno strumento di deterrenza e poi aiuta, diciamo, se succede qualcosa anche ai fini dell'indagine. Non si può togliere alla fine poi il discorso principale, che è quello probabilmente del presidio del territorio, che compete sia alle forze dell'ordine, credo che adesso ci sia anche il discorso, in base agli ultimi episodi anche di cronaca, di intensificare in alcune zone il presidio, ma anche il presidio poi vuol dire anche vivere le parti di città. Certo. E talvolta anche situazioni più banali, io penso nel senso anche all'uso dell'illuminazione pubblica, che mi segnalava per esempio un'amica che in alcune parti della città anche di sera tante volte magari è spenta anche l'illuminazione pubblica, nel senso, e già quello è un segnale che non aiuta, nel senso che già avere la copertura da quel punto di vista, quindi porta tutto alla luce del sole, è più difficile qualcuno che voglia fare qualcosa che non è secondo le norme si metta, diciamo, in una situazione in piena luce del sole, illuminata e quindi più controllata, già fa un presidio anche quello. Quindi sono una serie di strumenti e non vorrei che si cadesse solo sull'uso della videosorveglianza, sia perché ha costi anche probabilmente importanti e perché rischia di magari drenare risorse che potrebbero essere utilizzate anche diversamente e garantire una maggiore sicurezza per affrontare, diciamo, il problema da più in visione globale, no? Non curando solo un aspetto. Allora, c'è una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Roberta D'Ambrosi, consigliere della quinta circoscrizione. Buongiorno. Spiace ancora una volta che si parli esclusivamente della scuola Sauro e di 5.000 euro come se fossero bruscolini. Ricordo che la scuola Sauro e le famiglie hanno firmato un patto con il comune per ottenere i bus. Se poi il patto non viene rispettato, dovrebbe stare nelle famiglie a richiedere alle altre famiglie di aiutarli a rispettare il patto, non poi lamentarsi se viene tagliato un bus. Voglio anche far notare che la scuola Sauro ha un'esclusiva degli scuolabus a Trieste, perché gli scuolabus a Trieste sono stati tagliati per tutte le scuole. Per il taglio degli scuolabus sono stati tagliati i corsi di nuoto per tutte le scuole triestine offerte dal comune, che costava al comune solo 20.000 euro. Quindi mettiamo sulla bilancia un po' le cose. Per di più ci sono anche altre scuole che in questo momento si trovano a dover affrontare degli spostamenti o degli scorpori e alle quali non verrà dato questo aiuto dello scuolabus. Quindi certo hanno avuto la fortuna di ottenere uno scuolabus, ora sta nelle famiglie a rispettare il patto con il comune, sperando che si riesca a dare anche ad altre famiglie che avranno delle scomodità, come può essere la scuola Stuparic che verrà spostata in Molo Quarto, quindi a una distanza allucinante rispetto tra la scuola e la scuola dove verrà spostata. Anche la scuola Stuparic, per quanto si tratti di ragazzini delle scuole medie, dovrà avere un supporto, però sembra solo che il problema sia univoco. Il problema della scuola Sauro, a parer mio, non è un problema, nel senso che le carte in tavola erano chiarissime, forse è il caso di muoversi anche per altre scuole, visto che ci si vuole muovere, oppure che ci si muova per ottenere degli scuolabus affinché tutti i bambini di Trieste possano ottenere gli scuolabus per andare a fare delle lezioni di nuoto che sono fondamentali nella nostra città, visto che ci sono tanti bambini stranieri con famiglie che non sanno nuotare. Chiarissimo. Grazie a Roberta D'Ambrosi per questo intervento, che non la trova d'accordo, no? Però c'è un dato di fatto che ha scordato di dire la consigliera, nel senso che se a inizio anno si sapeva che era già quella corsa con quel numero di utenza,
Se era una questione di mancato rispetto del patto non veniva attivata. Se il comune l'attiva, poi alla fine è lui che è lo stesso comune a non rispettare il patto, tant'è che oggi ha rivisto anche i criteri di capienza abbassandoli, e quindi è lo stesso comune a dire che quel patto sottoscritto dalle famiglie di fatto è carta straccia, nel senso è stato il primo a trasgredire il patto, e quindi questa è la situazione. E quando di fatto è il comune a trasgredire il patto e non rispettarlo, va ridiscusso probabilmente il patto, che è quello che chiedono anche le famiglie, c'è una discussione. Poi fa sorridere che alla fine si attacchi un servizio di questo tipo come che drenasse risorse da altri servizi che hanno pari dignità. Io mi domando, mi sembra veramente la guerra tra i più poveri. Se la questione è meritevole va sostenuta, anche perché l'importo comunque è esiguo, perché abbiamo parlato di importi esigui, piuttosto bisogna capire di intervenire su altre iniziative che magari interessano anche meno la cittadinanza. Adesso dico due cose, ma nel senso così, giusto per far capire, perché creano nel dibattito anche qualcuno che storce il naso. Penso magari anche poi va fatta magari lo stesso, la riqualificazione di Piazza dell'Unità è un'opera ovviamente che costa di più e la gente può storcere il naso. Penso al discorso dell'Ovovia, che tanti considerano comunque un'opera che ha un senso molto relativo e che non viene più fatta con fondi del PNRR, e parliamo, dico, di importi da milioni. Che poi sui 1.000 euro si vada a fare questo dibattito come i 1.000 euro tolgano dei servizi essenziali, mi sembra una cosa che non sta né in cielo né in terra, nel senso mi aspetterei che da una persona che comunque sta in consiglio circoscrizionale ci fosse un'attenzione anche a questi bisogni dell'educazione, perché poi anche questo è il senso. Stiamo parlando di bisogni educativi, che di fatto, anche se sono dei servizi complementari alla didattica, comunque hanno un'influenza anche su quello che è il percorso didattico, permettono di dare un servizio di maggiore qualità e permettono alla scuola in questione, per esempio, di non perdere iscritti e di avere una situazione, diciamo, di buona qualità, che invece, se ovviamente non c'è un supporto alle famiglie, si rischia di perdere anche quello e quindi di fare danno anche alla didattica. Mi aspetterei questi ragionamenti, dico, su importi così esigui, invece trovo dei ragionamenti, dico, di opposizione o di come si può dire, di piccole beghe territoriali rionali che alla fine fanno sorridere. E tra le cose che diceva la consigliera, comunque c'è il problema che sta emergendo proprio in questo periodo, che riguarda un'altra circoscrizione, che è quello della scuola Stuparic di strada di Rozzol, che sarà trasferita dal prossimo anno appunto al Molo Quarto, no? Quindi da tutt'altra parte della città, come giustamente diceva, e so che si sta avviando anche una raccolta di firme, insomma i genitori e le famiglie si stanno organizzando su questo fronte, e ce ne occuperemo magari anche noi nei nostri telegiornali. Ora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria. Bentornati in diretta, ancora a Sveglia Trieste, in compagnia di Luca Bressan, capogruppo del Partito Democratico in quarta circoscrizione. Allora, c'è già una telefonata in attesa, la sentiamo. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Lucarella, sono Nino. Buongiorno. Buongiorno. Ogni mattina e ogni sera, quando guardo la televisione, sento sempre che uno si lamenta di quell'altro si lamenta di quel terzo, ognuno attinge l'acqua dalla propria fontana, no? E tutto va bene così. Cioè, voglio dire, il problema non è il colore politico in questo momento, il problema è il politico. Il politico che manca, i veri, questo lei magari potrà anche sorridere o altre cose, però voglio dire, se bisogna dar contro perché ha sbagliato, se facevate voi l'Ovovia andava bene, a me non va bene, sia ben chiaro, purtroppo è così, cioè il vostro sindaco che si chiamava Cosolini prima di Piazza non ha fatto niente, cioè doveva fare una revisione della piscina terapeutica, non ha fatto neanche quella, è crollata. Cioè, voglio dire, ma cosa stiamo parlando? Trieste è tutto un buco, quando c'era la sinistra e quando c'è la destra. È il povero cittadino che ama, è da tanto tempo che abbiamo questo problema di qua e di là. Purtroppo il problema rimarrà, bisogna la testa del politico che cambi, purtroppo è questo, mi dispiace, purtroppo. E la gente cosa fa?
la gente va a Barcole a fare la passeggiata invece di andare a votare. Questa è una cosa sbagliatissima, però è così. Saluto, buongiorno. Grazie Nino, buona giornata. Insomma, dice che c'è troppa partigianeria, sembra dire Nino, e che comunque dovrebbero cambiare i politici più che la politica, insomma, proprio nel loro impegno, no? Tocca un punto sicuramente della disaffezione, penso che il finale di chiamata era quello, nel senso che c'è anche un problema di partecipazione al voto, e quello è emerso probabilmente nelle ultime consultazioni in Italia. Noi non eravamo abituati a vedere un'affluenza così bassa, ed è qualcosa che dimostra sicuramente disaffezione. E c'è qualche volta i toni, è vero, che sono molto polarizzati, però nel senso da entrambe le parti, ed è probabilmente un'incapacità, però venendo anche a quello che si diceva oggi, io credo che nel caso mio c'è anche una certa laicità, nel senso che per quanto riguarda, abbiamo parlato per esempio anche della galleria di Sandrinelli, abbiamo detto ovviamente che è una situazione che è stata gestita come poteva essere gestita. Poi quando c'è l'opposizione, nel senso, è anche giusto dire ciò che non piace della proposta di chi sta governando, e su questo troviamo per esempio l'accordo anche con il telespettatore per quanto riguarda, almeno ha detto anche nella sua chiamata, l'Ovovia, che è qualcosa che comunque non convince me personalmente, ma neanche il partito che rappresento, ed è corretto, dico, evidenziare ovviamente una criticità, tanto più che si è sempre detto che si faceva con fondi in gran parte del PNRR, erano 48 milioni, erano dal PNRR su 62, mi sembra che sia l'importo complessivo. A oggi poi si scopre che ha firmato il ministro dei trasporti, ha firmato perché si faccia con fondi statali, e qui c'è una differenza, nel senso che si tratta di fondi della collettività, mentre gli altri ovviamente erano dei fondi europei che erano agevolati anche, quindi avevi delle agevolazioni e non incidevano così pesantemente sul bilancio. E quindi è normale che dobbiamo tener conto di queste cose. Per parlare sempre dell'Ovovia, è anche recente il fatto che comunque stati 2 ricorsi al TAR hanno avuto esito positivo e sono pendenti altri 2 ricorsi. Quindi si dà il via libero, comunque si accelera su un'opera che però potrebbe trovare anche nuovi ostacoli, quindi probabilmente anche a livello politico poteva essere anche più cauto e anche più corretto probabilmente aspettare anche un po' l'evoluzione che c'è anche di questi ricorsi. Anche perché poi di fatto si rischia magari poi di non, bisogna vedere anche quello, se poi realmente si riuscirà a fare, perché comunque ci sono ancora delle pendenze. E invece si vede una forte ostinazione che probabilmente è dall'inizio, è da un po' di anni che si va avanti in maniera molto ostinata. Per tornare sempre sul discorso, per esempio, che la Vinca di secondo livello era stata negativa, però, e questo ha bloccato i fondi del PNRR, perché è stata quella la motivazione per cui sono venuti meno, però l'amministrazione è andata avanti comunque anche in quel momento, nel senso che c'è stata la volontà di spingersi oltre. Quindi si vede una forte ostinazione a fronte di un'opinione popolare che noi almeno sentiamo essere di contrasto, comunque non è maggioritaria, sicuramente non c'è un avvallo, diciamo, della cittadinanza a quest'opera. Questa è la percezione che abbiamo, e per quello ovviamente è il motivo per cui ci si oppone, e lo si fa essendo all'opposizione anche ovviamente criticando, dicendo che non la si considera un'opera necessaria visto anche i costi per Trieste. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Allora, io vorrei far notare che ci sono davanti l'ospedale Maggiore quell'attraversamento pedonale che è scivoloso. Ho capito. L'ho constatato di persona giovedì che pioveva. Quello che va verso via Frascatti. Sì. Quindi risulta scivoloso, non me ne sono mai accorta, ma grazie della segnalazione. Grazie della segnalazione, infatti. Ecco, sarebbe da controllare, perché non tutte le righe pedonali sono scivolose, ma infatti, quelle le ho constatate giovedì. Va bene. Grazie della segnalazione, grazie. Signora, è preziosa, insomma, magari non so, si può intervenire in qualche modo. Ci sarà capire il motivo, nel senso che sarà probabilmente forse la vernice. Esistono anche posti dove la pavimentazione, che è fatta differente, purtroppo, nel senso magari ci sono degli inserti di pietra
più lisci, che succede che può risultare più sì, però di altri tratti, di altri materiali, nel senso che questo io verificato. penso alla fine magari la zona di, per esempio, Piazza della Borsa, degli inserti, sì, o anche via di Cavana, in quel caso là ovviamente avendo una pavimentazione differente, e qua invece sarà il caso probabilmente della parte verniciata rispetto, diciamo, anche all'asfalto, e quindi poi non c'è la presa. Allora, c'è il signor Alberto che dice: buongiorno, vorrei fare complimenti allo sportello ACLI per il loro impegno, ma un solo giorno a settimana sembra un po' poco rispetto a quello che si sente. Poi complimenti al Partito Democratico per l'impegno nel ricercare tante cose e segnalarle come opposizione. Vanno bene, ma perché tutto ora e prima niente, dice il signor Alberto. Insomma, fa un po' di complimenti e un po' di critiche, no? Dice in questa mail. Ma nel senso è semplice, anche posso capire cosa dice, nel senso è normale che adesso, poi tra l'altro non è che mi sembra che almeno nel caso mio non ci siano state grandissime critiche oggi, nel senso si parlava solo della legittimità, per esempio, di chiedere un servizio di scuolabus che non è a detrimento di altri, ma alla fine probabilmente è il caso di chiedere anche per altri, se il problema ci sarà, nel senso c'è, come per esempio era emerso anche in Quinta, in una situazione che ovviamente richiederà un intervento, è giusto che entrambe le situazioni abbiano dignità, secondo me. Quindi non è una critica alla fine all'amministrazione, è solo dire hai implementato un servizio, portalo avanti nel migliore dei modi, nel senso che dall'inizio sapevi che quelli erano i numeri che ti erano stati certificati per quel servizio, quindi è il caso di portarlo avanti in maniera unitaria. Quindi non c'è una grandissima critica, sono diversi ruoli. Quando uno amministra, alla fine ha l'interesse a portare avanti delle cose, si trova magari ad essere criticato da chi fa l'opposizione, e l'ha fatto sicuramente chi era all'opposizione nel mandato 2011-2016, credo che abbia fatto ovviamente tutte le critiche a chi amministrava, nel senso in maniera legittima, si riscontrano delle cose che non vanno bene o si pensa che potrebbero essere fatte meglio, è il ruolo dell'opposizione alla fine portare all'evidenza delle persone anche quelle che possono essere le criticità. E quindi noi cerchiamo di fare il nostro lavoro in questo modo, almeno anch'io, cercando di dare dignità a quelle che magari sono le richieste della cittadinanza che non trovano risposta o comunque non vengono accolte da chi amministra in questo momento. Allora, un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno signora Buccarella, buongiorno a lei e al suo ospite Nivea. Buongiorno Nivea. Allora, io volevo dire, ma io posso essere contraria o favorevole alla cabinovia, no all'ovovia, alla cabinovia, però c'è una cosa che mi disturba immensamente quando vengono consiglieri funzionali, comunali o indipendenti dell'opposizione per dire che non si hanno più i soldi del PNRR. Allora, la cabinovia non era mai stata messa nel PNRR, era del 2018, il PNRR anche non esisteva, aveva vinto un concorso il Comune di Trieste ed erano stati stanziati i denari costruirla. Allora poi il governo Conte l'ha messa dentro nel PNRR. Io vorrei che questa cosa fosse chiara, perché più da qualche volta che la dico a Trelli, a Trieste, ma non sembra che nessuno ascolti. Il PNRR, quando è stato avanzato il progetto della cabinovia, non esisteva. Era l'assessore Polli, perciò era ancora, non so se era il 2017-2018, non so, comunque molto prima del Covid, molto prima del PNRR. Grazie. Va bene, grazie Nivea per la precisazione, è andata così? Allora, il discorso... Sì. Per me è questo, nel senso, e lo si ricorda per un motivo particolare. Intanto ringraziamo comunque la signora Nivea per questa precisazione, ma gli dico come la penso io, nel senso, è sempre stato sostenuto dal sindaco che l'opera andava fatta anche per non perdere i fondi del PNRR. Questa cosa è stata ripetuta in tante sedi e più volte. Allora è normale che adesso che i fondi del PNRR si sono persi, uno si pone la questione se poteva essere anche il momento anche per rinunciare all'opera, visto che è sempre stato dato come fattore competitivo il fatto di avere quei fondi destinati a quell'opera. Quindi da questo nasce ovviamente il rilievo che è giusto che chi sta all'opposizione faccia, perché
è una cosa che l'amministrazione ha sempre presentato in quel modo e quindi è un motivo in più, secondo me, per poter accantonare anche l'opera, nel senso che adesso si apriva la possibilità anche di rinunciarvi, nel senso, o prima si avrebbe potuto addirittura utilizzare magari la posta in maniera differente, che era quello che chiedeva anche chi stava all'opposizione, nel senso, invece di ostinarsi andare avanti col progetto dell'Obovia, pensare magari a fare altro con i fondi che erano stanziati, ovviamente magari sempre curando quella che è la mobilità, e credo che per esempio l'idea principale fosse quella per esempio di destinarli a un potenziamento della linea tranviaria, poteva essere, e anche poteva rientrare probabilmente l'ammodernamento, quello che è comportato per quanto riguarda ovviamente la linea del tram di Opcina, che sono stati lavori molto lunghi, nel senso che si volgono al termine, ma siamo oltre gli 8 anni, e che hanno comportato sicuramente negli anni anche un esborso piuttosto importante. Quindi poteva essere un modo di far fronte ad esigenze che c'erano sul territorio, utilizzando delle risorse che non sono le risorse statali, quindi era un bene magari che restassero a Trieste piuttosto di andare in altre parti d'Italia. Credo che sia finito a Padova il grosso della posta, nel senso che poi è stata ridistribuita, nel senso che questi fondi che dovevano stare a Trieste ovviamente sono stati ridistribuiti e noi avremo invece il supporto di fondi statali, a quanto pare, per farlo via. Questo ha chiesto l'amministrazione a Trieste. Allora, c'è la consueta vignetta di Marco Englaro che salutiamo, la possiamo vedere. La sa che ieri in superstrada si è capitati ben 3 sinistri, incidenti, te l'ho detto 100 volte che si dice incidenti, gioca su il modo che ha il sindaco, no, di piazza di definire chi appartiene appunto a partiti di centrosinistra come il nostro ospite, gioca su questo gioco di parole. Ringraziamo Marco Englaro. Andiamo a leggere ancora altre mail che ci sono arrivate. Maddalena ci scrive: buongiorno, volevo chiedere se è possibile pensare a una scala metallica che congiunga il grande parcheggio di Via Flavia con Piazzale di Giarrizzole. Questa è l'idea, insomma, della signora Maddalena, è un'altra circoscrizione, sì. Però insomma prendiamo nota di questa segnalazione. Mentre Gianni, l'amico Gianni, scrive: buona giornata, chiedo che il recinto che metterà fine allo scempio della nostra Sissi, dove purtroppo è stato usato per scopi corporali, dice, questo lo chiedeva in realtà l'assessore Babudera, ma dice: questo mio piccolo suggerimento, che questo, il recinto alla Principessa, che ho sentito che sia in progettazione, sia degno del personaggio, allora cerchi di farlo in ferro battuto e non quelle recinzioni di oggi in ferro stampato, dice che sono orribili. Tutte le recinzioni del tempo passato venivano progettate da architetti o pittori come quello della vecchia pescheria fatto da Lucano, un bravo fabbro, credo che esista ancora nella nostra Trieste, grazie se vorrà ascoltare la mia voce. Insomma, il signor Gianni è sempre molto attento alle realizzazioni. Di un dettaglio, anche se vogliamo più estetico, ma ovviamente di fare secondo il massimo che si può fare, anche piccole cose ovviamente possono essere curate o non curate, quindi è una voce da ascoltare sicuramente. Dunque ci sono ancora segnalazioni di marciapiedi, sempre si parla ancora di telecamere, insomma diversi tornano a parlare ancora delle risse. C'è chi si domanda, queste persone che sono state responsabili ieri in realtà era domenica, della rissa, dove sono ospitati, chi risponde di loro, perché non vengono rimandati da dove sono venuti, ci chiede una signora. Noi Regione Autonoma non possiamo deliberare interventi ad hoc, prima o dopo si creeranno gruppi di triestini che terranno sotto controllo il proprio rione e poi voleranno mazzate. Insomma, fa uno scenario un po' anche preoccupante, no? Una specie di ritorno al Far West che insomma non sarebbe auspicabile. Che è auspicabile, però, che ci sia la presenza quanto più possibile delle forze dell'ordine. Il problema è che, per quello che si diceva anche prima, gli interventi, non bisogna andare a togliere risorse al presidio del territorio e alle forze dell'ordine, probabilmente, che servono in alcune situazioni e danno il segnale più importante, al di là probabilmente dei videosorveglianza o di altri interventi che tante volte sono la ritirata, no, del personale, cioè coincidono con minori risorse per tenere un presidio reale con gli agenti delle forze dell'ordine. Quindi quello, secondo me, è la via. Poi l'altra cosa, è vero che secondo me negli ultimi anni, penso forse probabilmente l'ultimo paio d'anni, gli episodi di questo tipo
sono più preoccupanti, cioè sono all'ordine del giorno, mentre prima non c'era questa situazione. Sarebbe anche da capire come mai alla fine si è arrivati a una situazione che è peggiorata, nel senso che ormai abbiamo comunque, penso, 8 anni di governo cittadino delle destre, 6 anni penso a livello regionale, un paio d'anni a livello nazionale, e la tematica della sicurezza era sicuramente una tematica che rientrava come si può dire, nella dialettica o comunque nelle proposte delle destre, delle cose da migliorare. E la percezione che io ho, ma questo non è senza imputare colpe, nel senso, però la percezione che ho è che in un paio d'anni in verità la situazione è peggiorata, e questo risulta anche da magari degli strumenti che uno può anche dire che non siano così precisi. Pensiamo per esempio alle classifiche che vengono fatte del benessere, le città dove alla fine si vive meglio. Vivibilità, no? Sì, che abbiamo visto Trieste comunque cadere in questa classifica. Credo che quest'anno fosse al 17° posto complessivo, adesso potrei sbagliare, ma più o meno se non è il 17°, al 19°, comunque quella era sempre, insomma, ai vertici, sui primi no? 3 Diciamo. c'era, no? Trieste, e sulla sicurezza ancora più basso, cioè il dato peggiore è quello che riguarda la sicurezza, e quindi è diventato un nodo scoperto, nel senso bisognerebbe capire che interventi si possono fare, e ovviamente non competeranno tutti al comune, però avendo anche un allineamento della destra che governa dal piano nazionale fino al comune, c'è la possibilità probabilmente di fare anche un intervento più complessivo e garantire magari anche quel presidio del territorio con le forze dell'ordine, che secondo me è probabilmente la risposta migliore, anche perché la mail che aveva letto parla ovviamente se no della necessità che avranno i cittadini di auto-organizzarsi e fare loro un presidio del territorio. Credo che questo non sia uno scenario che uno si deve auspicare, quindi ci vorrebbe l'intervento serio e puntuale, ovviamente con la presenza delle forze dell'ordine. Allora, c'è una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno a voi, sono Maurizio. Vorrei dare uno spunto appunto sulla sicurezza in casa. Della serie, io ho messo, anzi nel mio condominio, diversi di noi hanno messo delle telecamere dentro i vari appartamenti, perché comunque c'è difficoltà di metterli nel portone con varie problematiche da legge, e quindi noi abbiamo messo queste telecamere dentro gli appartamenti con una batteria tampone, dopo le spiegherò perché. E siccome sono telecamere collegate in wireless, abbiamo ben pensato di collegare ai router degli appartamenti vicini, in modo che se i ladri entrano e staccano la corrente, ho sulla mia telecamera una batteria che la può funzionare ancora per 6 ore, però mi manda tutti i messaggi e le foto sulla mia mail e sul mio telefonino. Non solo, può mandare a 4 telefonini che io scelgo che la linea mandi, e quindi anche se sono fuori in vacanza può venire allertata la polizia. È un pensiero di tecnico, anzi ero un ex tecnico perché sono in quiescenza, per aiutare la gente ai condomini, perché tutti i condomini ormai hanno i router per i wireless, e quindi se io dico a lei, signora Buccarella, uso solo per la telecamera i suoi wireless, se entrano in casa mia e staccano la corrente, mi arriva il messaggio sul telefonino e sui telefonini che scelgo, il messaggio: guarda che c'è una persona in casa. È un pensiero per tutti quanti. Buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. Insomma, un suggerimento da un tecnico, ex tecnico, come dice il signore. Un buon suggerimento, nel senso, piuttosto di quello che si leggeva anche dalla mail, ovviamente, di andare per città a fare presidio, questo è un suggerimento ovviamente che può avere un impatto e è molto più sensato, e lascia, diciamo, al cittadino, non gli si dà un ruolo di garantire la sicurezza che non è il suo, ma è quello che compete alle forze dell'ordine. Assolutamente. Allora, siamo in conclusione, è solo il tempo di ricordare che oggi il Partito Democratico organizza un incontro dedicato alla sanità al Circolo della Stampa a partire dalle 15:30. Parlerete un po' dello stato della sanità regionale. Sì, sono incontri con cioè un po' a 360 gradi, nel senso con tante persone che lavorano in ambito sanitario, e quindi si voleva dare questo spaccato, perché la sanità ha una serie di problemi, nel senso, e poi è uno ovviamente dei servizi che
tutti ci tengono e alla fine deve restare di grande qualità. I problemi per esempio che si riscontrano sono quelli magari più evidenti, possono riguardare anche la difficoltà di avere delle liste di attesa, nel senso che sono diventate molto lunghe, invece bisognerebbe riuscire anche a snellire quello, quindi sarà questo confronto che sarà piuttosto lungo, nel senso dalle 3:30 alle 19:30, che sono previsti più diciamo, più interventi da diverse persone che alla fine si occupano di sanità. Grazie allora a Luca Bressan, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie a te, grazie a quelli che ci hanno seguito e torno molto volentieri sempre. Grazie, buona giornata a tutti voi.